Una buona giornata a tutti i telespettatori di Tele4, ben ritrovati con Sveglia Trieste, lunedì 29 gennaio, prima ora che dedicheremo alla rassegna stampa fino alle 8, proprio dalle 8 alle 9, dopo la pausa pubblicitaria, saremo in compagnia del consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Corrado Tremul. Dalle 9 alle 10 invece saremo assieme a Sergio Persoglia del Partito Democratico. Andiamo a vedere la pagina meteo, prima delle notizie del piccolo. L'anticiclone di origine africana, composto da masse d'aria miti in quota, manterrà stabilità atmosferica per diversi giorni, con marcata inversione termica vicino al suolo e sul mare, nonché ristagno di umidità negli strati più bassi. Per oggi cielo sereno, zero termico attorno ai 2800 metri, con inversioni nei bassi strati. Sulla bassa pianura, sulla costa e sul mare sarà probabile la presenza di foschie o nebbie, specie nelle ore notturne. Temperature tra lo 0 e i 5 gradi le minime, 7-9 gradi le temperature massime previste per oggi. Per domani invece, martedì 30, cielo sereno, poco nuvoloso per possibili velature ad alta quota, zero termico rimarrà elevato, attorno ai 2800 metri di quota, con inversioni nei bassi strati. Sulla bassa pianura, sulla costa e sul mare sarà probabile la presenza di foschie o nebbie, specie nelle ore notturne. Anche per domani, fra i 0 e i 5 gradi le temperature minime, tra i 7 e i 10 invece le temperature massime previste, come detto per martedì 30 gennaio, giornata di domani. Pagina nazionale con il Corriere della Sera, raid in Giordania, soldati statunitensi uccisi, dietro c'è l'Iran. Si tratta sulla tregua, Israele, colloqui costruttivi, attacco con i droni, 3 morti e oltre 30 feriti, l'accusa di Biden. La fotonotizia con la vittoria di Sinner agli Australian Open, Medvedev battuto in 5 set, il regalo di Sinner soffre, rimonta e vince il primo slam, e qui in copertina proprio il tennista fresco vincitore di uno dei grandi slam, l'Australian Open. Lo scrittore all'Olimpico, fischi alla memoria, mai più allo stadio. A pagina 14, sempre con lo sport, Lautaro riporta l'Inter in vetta, successo a Firenze, 1-0 per l'Inter e vittoria grazie al gol di Lautaro Martinez, che mantiene l'Inter con una partita in meno prima in classifica. 30 anni, 3 errori e sorprese, scrive Angelo Panebianco, Berlusconi in campo, con l'editoriale oggi dedicato alla figura di Silvio Berlusconi. Data room, clima in mano ai petrostati, Milena Gabanelli, Luigi Offeddu e Francesco Tortora, che scrivono le conferenze mondiali sul clima e le lobby dei fossili. Ecco come funziona l'assegnazione delle COP nei 5 blocchi, la strategia dei petrostati. La classe media in Africa, a Roma il vertice sul piano Mattei con la premier Meloni. Assalto nella chiesa italiana, Istanbul, terrore e un morto, arrestati 2 uomini, la rivendicazione dell'ISIS in Turchia. 2 uomini armati e mascherati hanno fatto irruzione in una chiesa cattolica italiana durante la messa domenicale e hanno colpito a morte un cittadino turco. Il comando è entrato in azione quando in Italia erano le 9:40 nella chiesa di Santa Maria a Sarıyer, a Istanbul. Gli uomini incappucciati avrebbero iniziato a seminare terrore sparando in area, quindi avrebbero ucciso un fedele che spesso, a causa delle sue difficili condizioni economiche, proprio tra le panche di quella chiesa trovava riparo e conforto, l'ombra dell'ISIS che va a rivendicare questo attacco. La minoranza cattolica ha i timori che torni il tempo della violenza religiosa, la scelta di colpire in un luogo di culto, scrive Andrea Riccardi nell'analisi di quanto accaduto. In primo piano l'intervista a Sinner, sono libero grazie ai miei, lo stile Yannick nella stella normale, scrive Maturo a 22 anni, viene detto da Marco Emarisio come esempio sportivo per i giovani. Parlare con gli dei invece, riferisce Alessandro D'Avenia nello spazio finale della prima pagina del Corriere, poi il richiamo a pagina 29, quello che scrive nella rubrica Ultimo Banco. Andiamo a vedere adesso la prima pagina del piccolo, che dà spazio alla vittoria di Sinner all'Australian Open, con tanto di foto notizie dello stesso tennista che solleva la coppa, la grammatica sentimentale di un campione, conquistati dalla sua forza magnetica, la previsione di Panatta e Bertolucci, vincerà tanto. Tutto attorno alla figura di questo
22enne che già sta facendo benissimo nel ranking mondiale del tennis dopo le vittorie con Djokovic e non ultima proprio la semifinale degli Australian Open contro il serbo. È arrivato alla vittoria, il primo slam portato a casa da Sinner. Ricordare un dovere, cambiamo argomento, a Trieste la cerimonia per non dimenticare la Shoah segnata dalle tensioni in Medio Oriente, dalla risiera alla condanna dell'antisemitismo e l'appello alla pace. L'odio non inquini la memoria. Partiranno in primavera intanto i lavori di sistemazione di Piazza Sant'Antonio, il neodirettore della Caritas sui migranti al Silos, basta contrapposizioni. Fra le notizie di cronaca locale, servizio civile, le voci dei giovani raccontate a pagina 10 e 11, i limiti del Partito Democratico alla libertà di coscienza, il commento di Massimiliano Panarari, oggi il vertice Italia-Africa, Meloni lancia il piano Mattei. Per chiudere le notizie richiamate dalla prima pagina, 12 riviste poi la democrazia nello spazio dedicato alla cultura con il settimanale sloveno Mladina preso a riferimento. Andiamo alle prime pagine del piccolo. Italian Sinner, nella notte di Melbourne è arrivato il tempo della gloria per Yannick, un italiano vince uno slam 17.395 giorni dopo Panatta a Parigi nel 76. Superiorità sia fisica che mentale, i genitori mi hanno dato la libertà, ha detto lo stesso Sinner quando lo hanno intervistato alla fine del confronto. Metodico e credibile, vince e non si esalta, nessuno sa resistergli. Educato, positivo e misurato, così ha conquistato il paese, ci ha insegnato come trarre beneficio dalla solitudine, il talento azzurro. Memorabile, Yannick Sinner scrive oggi una nuova pagina di storia che ci rende orgogliosi. Per la prima volta l'Italia conquista lo slam australiano, un'impresa memorabile degna di un vero campione. Lo ha scritto sui social la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. A Sinner sono arrivati anche i complimenti del Presidente del Senato Ignazio La Russa e di quello della Camera Lorenzo Fontana, nonché i complimenti del Presidente del CONI Giovanni Malagò e anche degli altri tennisti che anche in Italia hanno fatto la storia di questo sport. Non ho chiesto di amarlo, lo ha imposto con la soave violenza dei suoi colpi, il tennis, la passione che non gli è stata inculcata o obbligata, ma è un qualcosa che Sinner ha raccontato, è nato ed è cresciuto assieme a lui. Grazie Yannick, Panatta e Bertolucci commentano l'impresa di Sinner, che campione, vincerà ancora tanti titoli dello slam. Adriano dice ormai è più forte di Djokovic, Paolo invece questo è un fenomeno, solo applausi. Nelle doppie interviste Adriano Panatta e a Paolo Bertolucci, che di Sinner ne parlano un gran bene. Andiamo e cambiamo argomento. Politica, fine vita, i limiti del Partito Democratico, la libertà di coscienza, scrive Massimiliano Panarari, qui in foto la schiena di Elly Schlein durante un comizio del Partito Democratico, la carenza dei medici e la pandemia della sanità, invece la firma di Francesco Iori che ci riporta sui temi di attualità e le problematiche legate alla carenza di professionisti nel settore sanitario. La pandemia della sanità viene così chiamata nell'articolo. I nodi della politica, dall'Europa arriva la sponda, se vuoi andare lontano non correre solo. Mattarella apre il vertice fra Italia e Africa, la Premier affina il suo piano Mattei e oggi potrebbe essere individuato i primi paesi a cui dedicare proprio questa strategia. La riforma RAI, opposizioni unite, ma il sit-in dei Dem non va giù, il PD lancia l'appello, prima a rispondere è Calenda che propone un modello BBC senza commissione e vigilanza istituendo una fondazione. Nei loro salotti non arriva l'odore del letame, dice Lollobrigida che apre alle polemiche. Cambio il vertice dei radicali italiani, eletto il segretario il ventenne Hallissey, ma il partito si divide, il nucleo storico non partecipa al voto finale dei radicali italiani, il nuovo volto il ventenne Matteo Hallissey. Raid in Giordania, morti 3 soldati americani, Biden, chiederemo conto ai responsabili, colpita la Tower 22 vicino alla Siria, 34 i feriti, il presidente accusa, sono state le milizie radicali sostenute dall'Iran. Si tratta delle prime vittime statunitensi dall'inizio del conflitto in Medio Oriente. L'appello del Papa, basta guerra, all'Angelus si affaccia con 2 giovani a San Pietro con la carovana
della pace, le parole del pontefice. A Gaza si teme il collasso con l'UNRWA senza fondi, gli sfollati cosa faranno? Il reportage da Rafah. È chiaro che la tegola che è caduta dietro all'Agenzia delle Nazioni Unite per i profughi che è finita nella bufera, quasi non vede più ottimismo da parte di chi poi, grazie alle donazioni di questa agenzia, riusciva ad andare avanti. La CIA preme per i rapiti, si aprono spiragli e poi la loro liberazione, la trattativa tra Israele e Hamas, con alcuni progressi nella trattativa degli oltre 130 ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas a Gaza. È possibile, nonostante la presenza di alcune divergenze tra le due parti, che alla fine l'intesa si riuscirà a trovare in un cambio di 2 mesi di pausa della guerra, ma non è ancora detta, come dire, l'ultima parola. Memoria da difendere. In Risiera la condanna unanime dell'antisemitismo e l'appello alla pace. Il rabbino Meloni, il 7 ottobre uccisi degli ebrei perché ebrei, segnale drammatico. Oggi la giornata è molto significativa. Il vescovo Trevisi, che ha detto seminare per un futuro fecondo e pieno di speranza che contrasti il male che ancora ci attanaglia. Le parole del sindaco: l'umanità non sembra aver imparato nulla. Anche il Massimiliano Fedriga, presidente della regione: basta ambiguità, ora è il tempo delle azioni, ha detto nel corso della cerimonia, che fra poco andremo a riproporvi. Qui le foto dei momenti più toccanti e il pubblico che ha partecipato alla Risiera proprio a questa importante giornata. Qui per portare un fiore a quei nostri affetti morti senza alcuna colpa, le voci delle persone che hanno presenziato alla commemorazione al Monumento Nazionale. Non faccio parallelismi fra la Shoah e quanto accaduto il 7 ottobre, sono due cose totalmente diverse. Il monito di Vasieri, Serracchiani e Savino, dal lutto al monito per tutti gli uomini caduti a mano delle guerre. Andiamo a ripercorrere la giornata di ieri che Tele4 ha seguito proprio dall'interno della Risiera. Il sole ha fatto capolino squarciando la nebbia nel momento in cui il rabbino capo Alexander Meloni ha intonato la preghiera ebraica in Risiera, quello che è il momento forse più significativo della cerimonia del giorno della memoria. Una cerimonia che oggi si è svolta secondo un copione ormai consueto fin troppo sotto certi aspetti. Alla deposizione della corona da parte del prefetto, del sindaco e del presidente della regione, seguita da altre, ha risposto la sfilata dei gonfaloni. Quindi il discorso del sindaco di piazza, che ha sottolineato il valore del giorno della memoria anche per le nuove generazioni che però in ratto della Pileria oggi non c'erano, seguito da quello del sindaco di Monrupino in rappresentanza del territorio. Poi le commemorazioni religiose del vescovo Trevisi, del rabbino e delle comunità serbo-ortodossa, greco-orientale e delle altre realtà. Fra i presenti significativamente anche il responsabile del centro islamico di Trieste. Si accennava purtroppo doverosamente all'assenza dei giovani, comprensibile essendo oggi domenica, preoccupante giacché non dovrebbe essere la loro presenza imposta come obbligo. Laddove, essendo quello odierno il primo appuntamento significativo in Risiera con ingressi contingentati, ciò può aver scoraggiato più di uno a partecipare e giova poco ragionare se vi fosse oggi più o meno gente rispetto allo scorso anno. Se dunque da un lato il giorno della memoria impone una riflessione su quanto accaduto e su quanto accade, è anche vero che dovrebbe imporsi una volta per tutte una riconsiderazione della cerimonia, proprio perché di certi atti dell'uomo la drammatica memoria non venga meno. Proseguiamo con le pagine del Piccolo, andiamo a cambiare in questo caso però argomento. Al lavoro con i minori sono riuscita a individuare il settore che fa per me. Carla Ret Castellan di Frisanco racconta la sua scelta di operatore al centro famiglie di Maniago con la cooperativa ACLI. Qui si racconta in questo articolo: utili alla comunità con il servizio civile, bando per 531 posti dedicati ai giovani, oltre 2000 i progetti presentati da enti e associazioni, coinvolto l'intero territorio, domande entro il 15 di febbraio. Un'esperienza in fototeca, 1000 cose nuove da imparare, una passione da
riscoprire. Gabriele Venier, universitario di Canzian d'Isonzo, studia scienze motorie, l'impegno al Consorzio Culturale Monfalconese ad aprire proprio le esperienze dell'attività civica. Dalla laurea al WWF nel segno dell'interesse per la fauna selvatica, Sofia Margarit di Sevegliano ha già alle spalle anche un master. Mi hanno dato fiducia, nessuna paura a mettermi in gioco. Telefonino e computer, così abbiamo avvicinato gli anziani al mondo digitale. Ragiona Rigona Asani frequenta giurisprudenza, Eleonora Tomat si dedica a editoria e comunicazione digitale. Sono diventate amiche studiando e creando anche un servizio di assistenza verso le persone che sono meno affini all'utilizzo delle tecnologie. Spari nella chiesa a Istanbul, cambiamo ancora argomento, ucciso un uomo, il killer in fuga. Per chi indaga si potrebbe trattare di un agguato mirato a morire un senza tetto. Cordoglio da parte delle istituzioni italiane e di Papa Francesco, che ha riferito questo suo cordoglio all'Angelus di ieri. Per i testimoni l'uomo avrebbe urlato contro i due aggressori prima di essere colpito. Erdogan ha promesso le misure necessarie a catturare il prima possibile i responsabili di questo attentato. Ballottaggio in Finlandia, gara tra Stubbo e Haavisto alle elezioni presidenziali, e flop invece della piazza anti-amnistia, solo in 45.000 contro Sanchez. La mobilitazione delude, il leader dei popolari Feio si aspettava maggiori consensi, presenti tutti i big del partito. Domani il Parlamento spagnolo esaminerà il provvedimento Ecoblitz alla Gioconda imbrattata con la zuppa. Attivisti ambientalisti hanno lanciato della zuppa sul vetro blindato che protegge la Gioconda al Museo del Louvre a Parigi. Due donne hanno oltrepassato la barriera che protegge il quadro dopo aver lanciato il contenuto di buste che avevano con sé contro la protezione trasparente nessun danno all'opera. Questo il fermo immagine dell'imbrattamento alla Gioconda. Coltellato alla gola in casa, giallo sulla morte di un 26enne vicino a Varese. Il cadavere di Andrea Bossi è stato rinvenuto nella sua abitazione di Cairate. Non ci sono segni di effrazione nell'appartamento e non è stata trovata l'arma di questo delitto. Rapina in villa, l'ex pilota di rally Aghini aggredito da 4 banditi a Livorno. Cambiamo pagina, mercato della casa. In Croazia gli sloveni superano i tedeschi per numero di acquisti. Lo scenario emerge dai dati della direzione delle imposte. Al terzo posto gli austriaci, il fattore dell'ingresso in area Schengen che ha favorito di fatto questa compravendita da parte dei capitali esteri. L'esperto che la liberalizzazione della vendita di terreni agricoli agli stranieri. Serbia, i russi in coda per firmare a favore del candidato pacifista, la comunità che ha lasciato Mosca per Belgrado mobilitata a favore di Nazedzin, l'oppositore del Cremlino, l'obiettivo delle 100.000 sottoscrizioni in vista delle prossime elezioni presidenziali. Pagina dedicata alle notizie della cronaca di Trieste, il patrimonio immobiliare della città, Sant'Antonio, doppio cantiere. A breve l'ammodernamento dei sottoservizi a Cegas, fra aprile e maggio la ripavimentazione delle vie Paganini e Ponchielli, qui fotografate con il nebbione di questi giorni, nella zona di Sant'Antonio, le vie Ponchielli, Rossini, posta di fianco, previsti 9 mesi di lavori e chiusura tra inverno e primavera del prossimo anno, investimento da circa 1 milione di euro. Alla ex Frausin, bonifica a Belliche in vista, accanto alle indagini archeologiche, l'edificio destinato a diventare palestra, i Contras però non mollano, chiedendo che non sia convertito in uno spazio di attività fisica, bensì in un luogo di raccoglimento e di ludico per le persone del rione. Ancora beni immobiliari comunali nel parco di Via Carri, accelera intanto la corsa ai posti auto, sono una 60 i posti auto del comune di Trieste venduti nell'ultimo anno o con procedure in corso nel grande parco di Via Carli, una corsa all'acquisto che ha subito un'accelerazione di recente, che adesso procederà anche con una novità, la possibilità di comprare lotti di stalli tutti insieme. I posti totali
Nella struttura sono 258, quelli liberi al primo piano sono 33, al secondo 20, i prezzi vanno da 11.750 euro a 24.600 euro a seconda dello spazio occupato. A breve andranno in vendita i blocchi con gara sulla piattaforma e-appalti, e-appalti, lotti da 6, 8 o 10 stalli per un totale di 84, con prezzi che oscillano tra 86.050 euro a 162.000 euro. L'assessore comunale al patrimonio Elisa Lodi sottolinea: sono dati positivi, l'interesse è aumentato, probabilmente per il futuro sviluppo della cittadella dello sport in quella zona. Per ulteriori informazioni sul parcheggio di Via Carli basta inviare una mail a immobiliare.vendite@comune.trieste.it. Per chi ha interesse, qui trova la casella mail e quindi può scrivere per avere informazioni circa questi posti auto che si trovano nel parcheggio di Via Carli. Noi ci spostiamo invece ora al collegamento con la sala operativa della Polizia Locale per l'aggiornamento di queste ore del mattino riguardo segnalazioni e viabilità. Buongiorno. Sì, buongiorno Guglielmo a lei e tutti i telespettatori. Cominciamo con il dire che la nottata è trascorsa per quanto ci riguarda senza particolari avvenimenti, solamente interventi di routine da parte delle nostre 2 pattuglie serali. Per quanto riguarda il giorno odierno, al momento il traffico è tranquillo, un po' di più sugli assi che da Barco da porta verso il centro per l'inizio delle attività, da quanto posso vedere anche dalle telecamere in dotazione. Da ricordare che oggi ci saranno dei lavori semaforici e saranno spenti i semafori di via Ginnastica all'incrocio con la via Rossetti, tutto questo in relazione alla nuova postazione semaforica di via Crispi intersezione via Rossetti. A tal proposito ricordo che da questo pomeriggio verrà messa in funzione, perciò ricordo appunto via Crispi intersezione Rossetti, soprattutto per chi sale la Crispi che ha poca visibilità, non guardare tanti veicoli che arrivano dalla Rossetti ma guardare il semaforo e soprattutto la luce proiettata dallo stesso, perciò una novità importante. Ricordo ancora la chiusura dello svincolo della grande viabilità triestina Capinara in direzione Trieste sulla 202 DIR per i lavori della galleria di Capinara, altri lavori sparsi in giro come sempre, perciò attenzione a eventuali divieti temporanei. Per il resto non abbiamo interventi in atto, stiamo iniziando con le pattuglie e eventualmente se ci fosse qualcosa ci faremo sentire. Bene, grazie allora, una buona giornata e un buon lavoro. Parimenti a tutti voi. Grazie al commissario De Grassi. Andiamo a leggere le altre notizie del piccolo, sempre nelle pagine di Trieste, la serata clou del premio Lucchetta nel nome di Marco, Dario e Sasha, i vertici della categoria dei giornalisti al Miela a 30 anni da Mostar, fra loro il vescovo e la famiglia Reggeni. La serata conclusiva al Miela, condotta dal presidente dell'ordine dei giornalisti Cristiano Degano. Qui vediamo sul palco le persone che sono intervenute proprio sul tema. Le razze, sfumature, discendiamo tutti da antenati che sono vissuti in Africa. Il genetista dell'Università di Ferrara Barbuiani ospita il Verdi per la 4ª delle lezioni di storia promossa dalla 3ª. Queste le immagini proprio della lezione al Verdi. Migranti al Silos, basta contrapposizioni, il monito di padre Lamanna, neodirettore della Caritas. Nella gestione dell'accoglienza serve fare rete senza protagonismi. Padre Giovanni Lamanna, in questa foto, superiore dei Gesuiti di Trieste, parroco al Sacro Cuore, è stato rettore dell'Istituto Massimo di Roma e presidente del centro Astalli a Roma, sede italiana dei Jesuit Refugee Service. Qui invece nella foto più in grande la tendopoli al Silos, l'intervista di Giampaolo Sarti allo stesso padre Lamanna che ha toccato l'argomento dei migranti al Silos, nonché quelle che sono le attività proprio di Caritas per dare aiuto alle persone in difficoltà. Una messa per ricordare i 38 senza dimora morti in 20 anni in via del Ronco su iniziativa della comunità di Sant'Egidio. Nella pagina seguente Beethoven, Bach e i premi vinti assieme, Melody e Kimberly, le sorelle pianiste,
Una ha 11 anni, le altre 5 hanno primeggiato nelle rispettive categorie. Il prestigioso contest di Albenga, la storia raccontata da Martina Seleni in queste pagine del Piccolo, in queste colonne del Piccolo, che guardano a queste due giovanissime pianiste. Nuovo catalogo online, l'ufficio oggetti smarriti diventa digitale, l'opzione introdotta dal municipio. Debuttano i ravioli al granchio blu e vanno a ruba. La proposta tra gli scaffali di Italy che li ha inseriti pure nel menù del ristorante. Qui la foto di una confezione di ravioli al granchio blu in vendita sulle rive e sembra che abbiano riscontrato già un buon successo. 2 medici di base in arrivo, ambulatorio in via Belpoggio, il loro lavoro inizia proprio nella giornata di oggi, in un periodo segnato dalla sempre più marcata carenza di medici di medicina generale. 2 nuovi professionisti stanno per entrare in servizio in città. Asugi, infatti, ha reso noto in questi giorni che a partire da oggi, lunedì 29 gennaio 2024, prenderanno per l'appunto servizio a Trieste 2 nuovi medici di base, ovvero i dottori Giorgio Lonigro e Antonio Perulli. Il loro ambulatorio si trova in via Belpoggio numero 4. Per usufruire dell'assistenza delle cure dei 2 professionisti è necessario ovviamente iscriversi nelle loro liste tramite il portale Sesamo o recandosi negli uffici amministrativi del distretto sanitario territoriale. La SUGI, l'azienda sanitaria, ricorda inoltre che per cambiare o scegliere un nuovo medico di medicina generale per l'area giuliana si può utilizzare l'apposito form online presente nella sezione Cambio scelta del medico di medicina generale del pediatra di libera scelta sul sito della stessa azienda sanitaria o, in alternativa, l'apposita funzione che si trova proprio all'interno del fascicolo sanitario elettronico Sesamo FVG o ancora inviando una PEC all'indirizzo mail asugi@certsanità senza l'accento sulla A, quindi sarebbe certsanità.fvg.it allegando la modulistica compilata presente sempre nella sezione Cambio scelta del medico di medicina generale. Ma è anche possibile fissare un appuntamento chiamando il proprio distretto di appartenenza. Ci sono diversi modelli e moduli per poter dunque cambiare medico. Qui li hanno un po' elencati tutti, sia telefonicamente che via mail, che attraverso una procedura guidata online con il portale Sesamo, ma anche attraverso un appuntamento. A vuoto, l'ultimo appello ai candidati, saltano le nozze carsiche di agosto. Il matrimonio in costume quest'anno non si potrà celebrare, si punta a riproporlo nel 2025. Nessuna coppia trovata entro la scadenza di venerdì. Ieri gli organizzatori hanno alzato bandiera bianca. In calo l'interesse dei giovani verso un rito bellissimo, ma molto impegnativo, ha detto il sindaco di Morrupino Tania Cosmina, guardando in faccia ai giorni nostri. Gli artisti di Muggia in trasferta a Trieste per tutto febbraio, la vetrina dell'Eppinger Caffè, una delle precedenti edizioni della mostra degli artisti muggesani in questa piccola miniatura, torna anche quest'anno l'appuntamento a Trieste per tutto il mese di febbraio. Dal cantiere a Luna Park, divieti fra San Cristoforo e Piazzale Caliterna, a Muggia le ordinanze della polizia locale proprio per l'arrivo anche del Luna Park. Futuro Market a Opicina, no da Partito Democratico e circoscrizione, le opposizioni sul progetto Despar al Quadrivio. La realizzazione di un nuovo supermercato al Quadrivio di Picina è una prospettiva che preoccupa molto tutti gli operatori del piccolo dettaglio dell'altipiano triestino, qualora il Comune ritenesse di rilasciare le autorizzazioni ancora necessarie. Prende posizione il circolo del Partito Democratico dell'Altopiano Est dopo l'iscrizione all'ufficio tavolare regionale di un'area di 6.200 metri quadri in località Quadrivio di Opicina, della titolarità di Aspiag Service, la società concessionaria del marchio Despar. Il circolo del PD aveva già definito le opzioni possibili per lo sviluppo della zona, sia in Consiglio Comunale sia in circoscrizione, e ciò a salvaguardia degli interessi della comunità, si legge in una nota, poiché la proprietà privata dell'area non ne autorizza lo scempio ambientale né interventi frammentari
trainati da logiche speculative. A fronte delle ultime notizie, quindi, lo stesso circolo del PD formula una serie di interrogativi volti a chiarire la situazione e soprattutto a capire quale sarà il futuro dell'area alla luce delle rassicurazioni date a riguardo. Perplessità sono state espresse a tale proposito anche dalla presidente della circoscrizione Nivers Cossutta. Abbiamo avuto un incontro con l'assessore Lodi, conferma, esprimendo i nostri dubbi. Aspettiamo delle risposte. Questo intanto l'appello del Partito Democratico. Emergenza e soccorso, carabinieri a lezione, l'iniziativa, i carabinieri hanno preso parte a un incontro di formazione sulla gestione dell'emergenza sanitaria. L'iniziativa si è svolta in collaborazione con la SIET, Società Italiana Infermieri di Emergenza, coadiuvata da Manuel Cleva, infermiere esperto di emergenza, assieme al collega Alessandro Moscarda. Nella foto di fianco il vice sindaco di Muggia in missione a Capodistria, e poi la Quercia e i suoi abitanti, inno alla biodiversità che uccidiamo. Qui il poster del film che Nicole Kerbancic ci mette in evidenza. Ci fermiamo per la pubblicità, ritorniamo tra poco per continuare la rassegna stampa con altre notizie, sempre dal piccolo, ma poi anche un approfondimento dalle servizi di Tele4. Ci vediamo tra poco. Riprendiamo con la rassegna stampa, andiamo a vedere anche le notizie di Gorizia e dell'Isontino, sempre dal piccolo, nell'edizione proprio di Gorizia e Monfalcone. Un avviso straordinario per i rinforzi temporanei agli uffici del Tribunale. Il Ministero della Giustizia riconosce le criticità in procura e dal giudice di pace il grado di scopertura supera il 50%. I sindacati dicono aspettiamo le adesioni. Questa è una manifestazione davanti al Tribunale che ha proprio chiesto supporto in tal senso. Il documento Riflettori accesi, ecco l'avviso nazionale straordinario che è stato emanato dal Ministero della Giustizia e che testimonia, eccolo qui, lo facciamo vedere, sebbene insomma non sia visibile proprio il documento nella sua stesura, ma leggiamo che cosa ne comporti. L'avviso nazionale, dicevamo, emanato dal Ministero della Giustizia, che testimonia come i riflettori si siano accesi anche su Gorizia oltre che su Ivrea, Sondrio e Piacenza. L'assegnazione di personale avviene per esigenze organizzative e l'amministrazione si riserva una valutazione comparativa delle esperienze curriculari e dei bisogni degli uffici coinvolti. Quindi c'è un'apertura che però deve essere avvalorata dai numeri. Chi è rimasto? Gli sforzi del personale, l'ingiustificata insufficienza di personale che colpisce il nostro Tribunale e soprattutto la manifesta inerzia del Ministero di fronte a un problema che è stato denunciato da mesi, gettano in uno stato di profonda prostrazione coloro che risultano costretti a garantire con le proprie risorse rimaste l'attività minima richiesta, a dirlo con forza, sono i sindacati. Alberto Rizzo, il presidente della Corte di Giustizia Tributaria, si tratta di una nomina di peso per il capoluogo isontino, 65 anni, e il capo di gabinetto del ministro Carlo Nordio. Ha preso il posto del magistrato Raffaele Tito, che trattò uno dei filoni del processo Mani Pulite. Qui lo vediamo in foto. A marzo il cantiere alla Casa Rossa, delibera urbanistica, oggi in Consiglio. Non ci sono state né osservazioni né opposizioni al piano. Proroga di 30 giorni per presentare progetto esecutivo verso la capitale europea della cultura. Si muovono i cantieri. E lo scrive Francesco Fain, lavori a marzo, confermo. Notizie contrarie fortunatamente non mi sono arrivate. A dirlo il sindaco Ziberna, si riferisce al maxi cantiere che cambierà totalmente aspetto e impostazione, pur non avendo i connotati della rivoluzione, al piazzale della Casa Rossa, ridotto ormai da parecchi anni a una grigia distesa di asfalto con buche sconnesse e disordine un po' dovunque. In Will adotta una aiuola per favorire la via delle Alpi davanti all'ospedale di San Giovanni di Dilo, inaugurazione della aiuola destinata
alla via delle Alpi. Le notizie in breve: l'opera di risanamento della storica Villa Louise, oggi alle 10 ci sarà la consegna dei lavori per il secondo lotto degli interventi di restauro e risanamento conservativo. A San Rocco, incontro dei visionari sul campus scolastico in municipio, un nuovo progetto di promozione turistica alle 11 nel municipio di Gorizia. Lavori in Transalpina, cambiano le fermate, il trasporto pubblico locale con gli autobus, ancora a Gorizia. Zacor, devi ricordare il messaggio sulla Shoah. Cittadini e autorità hanno evocato una tragedia delle deportazioni nazifasciste, un insegnamento dalla storia di cui fare tesoro tra le voci della manifestazione di ieri. Una mozione del centrodestra di condanna all'antisemitismo, in un documento l'impegno a respingere la negazione dell'Olocausto, ricordato l'appello dei due sindaci alla pace in Israele e Palestina. Siamo a Monfalcone, dopo lo slittamento della consegna della crociera inaugurale, rinvio Sun Princess, ricadute sulla città, stanze dell'equipaggio e prove in oratorio. In centinaia ospiti della struttura di Marina Julia Camping Village, il corpo di ballo prepara gli spettacoli negli spazi delle Foschian. Qui le foto sia del gigante dei mari che del personale che si sta preparando per la loro esibizione. Il rinvio della consegna di Sun Princess, la nuova ammiraglia della società armatrice del gruppo Carnival, sta impattando non solo sui passeggeri che avevano prenotato un posto nella crociera inaugurale dell'8 febbraio da Barcellona a Roma, ma anche sulla città, con ricadute economicamente interessanti, soprattutto per bar e ristoranti. Essere coinvolto dallo slittamento della partenza della passeggeri è stato anche l'equipaggio, che come da prassi è pressoché tutto presente in città a ridosso dell'ultimazione e quindi della partenza della nave da crociera in cui presterà servizio. Diverse centinaia di addetti di Sun Princess hanno trovato accoglienza in queste ultime settimane nelle strutture del Marina Julia Camping Village, non essendo ancora stata consegnata a ciascuno di loro la cabina loro destinata. In queste settimane la capacità ricettiva è stata inoltre messa sotto pressione dalla compresenza nello stabilimento Fincantieri di 3 unità passeggeri in diverse fasi di lavorazione e con una delle 3, la Sun Princess appunto, nelle fasi finali di allestimento prima della consegna alla società armatrice. In allestimento però c'è anche la Mein Schiff Relax, un altro colosso e un altro prototipo da 160.000 tonnellate di stazza lorda per 326 metri di lunghezza. L'unità coinvolta dall'incidente sul lavoro del 19 gennaio è stata varata lo scorso 28 novembre. Il prototipo della flotta e la svolta industriale, le novità e i numeri descritte in questo articolo. Al Palamarson, le 8 pedane della scherma nel 2025 in Bisiaccaria, Segorizia, Nicchia. L'impianto di Turriaco ospita le qualificazioni ai campionati italiani, una realtà in espansione, quella dei fratelli Dharma. Lo vediamo nelle foto del piccolo. Rivive il calcio anni 60-70, la cena in ricordo di Franco Ribelle, campione mancato, il ritrovo nel nome di Tomasin, morto prima di Natale in Brasile, riporta a tavola tanti ex compagni del Curda, squadra che andava oltre il calcio. Dalla regione 400.000 euro per la nuova mostra in GCAC, l'arte contemporanea. Andiamo a vedere a Ronchi, è una realtà di single, sono 2.270 su 5.649 famiglie. Nella cittadina c'è sempre più richiesta di alloggi e il comune adesso pensa, per dare una risposta, al recupero di casa Cecchinato ricevuta in donazione. Un ferito a Staranzano, un'auto si schianta sulla recinzione di un'abitazione. La casa per anziani Corradini a Ronchi dei Legionari potrà ospitare 70 utenti, l'approvazione del certificato sull'esecuzione dei lavori. A Staranzano, senza nuovi medici, il Dem Moretti critica la SUGI, 3 nuovi professionisti a Monfalcone. Il consigliere regionale rileva che molti anziani potranno rivolgersi solo all'ASAP Monfalcone 2 e quindi chiede interventi per Staranzano. Alunni maltrattati, la pena resta, i risarcimenti ridotti a 1/3, l'insegnante D'Alfonso dell'elementare di Farra condannata a 1 anno e 6 mesi, ma con
la non menzione alle 2 famiglie e parti civili 5.000 euro anziché 15.000. Il processo d'appello ha decretato quanto descritto. Il gradiscano Luca diventa aeropilota professionista, o il volo dentro di me dal battesimo con l'ultraleggero il brevetto d'aliante, poi brevetto d'aereo. Il giovane Ragione è uno dei 2 regionali a conseguire il titolo. Luca Ragione, 21 anni, qui in foto mentre pilota un aereo. Dolegna del Collio, ai vertici nazionali perdono del sangue, l'attività della sezione della ADVS, l'iniziativa educativa invece approda a Gradisca. Lunedì 19 febbraio i bambini si rompono facilmente, il titolo dell'attività scolastica. A Bergoglio in contemporanea, ma il perdon si farà lo stesso, la messa del Papa a Trieste il 7 luglio farà mancare la presenza del Vescovo e dei prelati, non la processione di grado che torna alle origini con il parroco a guidarla fino a Barbana. Lo vediamo proprio nella foto in alto a destra con il motoscafo e la croce portata appresso. Sequestrati 3 quintali di alimenti a San Giorgio di Nogaro, multe e chiusure nel ristorante, la Guardia Costiera di Porto Nogaro è intervenuta. Il premio a 4 talenti dell'Ausonia consegnato dal gradese Floriani. I giovani canottieri Marocco, Clama, Colussi e Tessarin continuano una tradizione sportiva dell'isola come l'ex atleta delle Fiamme Oro. Andiamo a vedere la pagina culturale del Piccolo. Dall'Italia alla Lituania, le 12 riviste che fecero la democrazia. Apre oggi alla Biblioteca Stelio Crise l'esposizione frutto di un progetto di ricerca europeo che ha coinvolto 6 paesi e vari partner, tra cui l'Università di Trieste, fogli di resistenza e apertura. Gli Istri e i loro contemporanei, così si è formata una comunità. Domani a Palazzo Gopčević l'intervento della docente Martina Blecic-Cavur, che illustrerà il popolo nel contesto delle culture dell'Adriatico settentrionale. Cuoca e amante di Razzensky gli diede 4 figli restando nel cono d'ombra. Stefano Iacini racconta per la nave di Teseo Gossip spiate, intrighe e amori nel momento in cui il Regno d'Italia passò di mano, e viene raccontato in questa intervista. Meoli sulla rivista Giulietta d'Arte Fiera di Bologna. Tra le pubblicazioni, Maschio irrisolto di tipo caucasico, arriva al Bobbio Antonio Ornano. Mercoledì il monologo del comico di Zelig, racconto la crisi dopo i 50 anni a teatro. Poi Forbici e follia in scena nella versione decennale di Marco Rampoldi a Cormons alle 21 al Comunale. La galleria MLZ Art Dep apre Space Uncurated con Canoilas e Guries. Lo sport con la pallacanestro Trieste di Cristian umiliata in casa da Rimini. I tifosi dicono meritiamo di più. In una partita da vincere a tutti i costi per evitare una fase orologio in salita, la risposta è una prova inconsistente, senza gioco né identità. Finisce 76-90 a Trieste contro Rimini. Meritiamo di più, come dare torto ai tifosi della pallacanestro Trieste. Meritano una squadra che dimostri di avere un gioco e un'identità, non tirando 40 volte da 3 con il 23%, meritando di vedere un allenatore che non assista agli sfaccelli a braccia conserte, ma a costo di collezionare falli tecnici e smoccolare, dia una scossa e un'anima ed esprima un'idea. L'epoca degli amiamoci tutti è ufficialmente finita con l'imbarazzante e inaccettabile sconfitta casalinga contro Rimini, squadra sospesa tra un possibile accesso ai playoff e la lotta per la salvezza, scrive Roberto De Grassi nelle prime righe dell'articolo che racconta la cronaca della partita di pallacanestro. Filloi, lo 0/9 da 3 dice tutto. Vildera l'unico a scuotere l'apatia, le pagelle biancorosse, tante insufficienze. Vildera probabilmente l'unico assieme a Candussi a fare qualcosa di buono nella partita di ieri. Difeso male, dobbiamo tornare a lavorare duro. Il dopogara, déjà vu in bianco-rosso, non è stata una buona prestazione, ma adesso dobbiamo tornare a lavorare. L'avevamo già sentita
La risentiamo, i tifosi hanno gridato, meritiamo di più, risposta, siamo contenti del supporto che ci danno. Queste le voci dal campo e dalle panchine. C'è la classifica che a guardarla per quanto concerne Trieste spiace vederla in discesa di punti, Forlì e Bologna al comando con 34 punti, poi Udine a 30, Verona e Trieste a 28, Piacenza a 18, Rimini e Nardò a 16 punti, 100 al pari a 16 punti nella zona play-out, Cividale a 14, Orzinuovi 10 punti e Chiusi 8 punti. La prossima partita si giocherà a Forlì contro la prima della classe, la Pallacanestro Trieste il 4 febbraio, domenica, andrà ad affrontare la capolista e lo farà in trasferta. Come abbiamo visto, questa è la classifica del basket di Serie 2 a 2 nel girone rosso maschile. Forlì passa al Carnera, ora la quarta è Verona, fra le altre partite, come è detto, la vittoria della squadra contro Verona. Il ritorno di Lescano non basta a svegliare una Triestina distratta. Dopo un primo tempo poco intenso, l'Unione nella ripresa mette in difficoltà la Pergolettese, passa con una rete del Bomber, ma i lombardi pareggiano proprio per una partita anche giocata a un buon ritmo, ma che ha visto alcune distrazioni pesare sul bilancio finale del punteggio. Andiamo a ripercorrere la gara giocata ieri pomeriggio dalla Triestina, pareggiata 1-1 con la Pergolettese. La Triestina spreca il vantaggio, arrivato con il gol di un ritrovato Lescano, e concede il pareggio alla Pergolettese. È la terza partita consecutiva in casa in cui la squadra di Tesser manca la vittoria. Entrambi i gol sono arrivati nel secondo tempo. Dopo aver immagazzinato punti a suon di vittoria, ecco che, come fisiologico che sia in questo momento dell'anno, la squadra conferma il momento altalenante. D'altronde la tensione e la freschezza non possono essere mantenute costanti per tutta la stagione. Stessa formazione di Vercelli per l'Unione, Agostino fra i pali, in difesa Germano, Struna, Moretti e Petrasso, a centrocampo Celeghin, Correia, Vallocchi ed Urso, Vertainen e Lescano, la coppia d'attacco. Già al quarto minuto Lescano fa scendere un brivido sulla schiena degli avversari, ma il tiro su punizione accarezza l'esterno della rete. 7 minuti dopo l'attaccante ci riprova e sulla respinta della difesa la palla arriva a Celeghin, che però non riesce a inquadrare la porta. Partita che pare equilibrata, con la Triestina che attacca e la Pergolettese che tiene. Al 31esimo Vertainen riceve la palla a destra vicino alla linea dell'area, si infila tra i difensori e calcia di esterno, ma non riesce a indirizzare il pallone in porta. Al 38esimo è la Pergolettese che ci prova con Felicioli, ma Agostino respinge il tiro. Il primo tempo si chiude a reti inviolate. Nella ripresa mister Tesser chiama i cambi, dentro Elal Zrak e Redan per D'Urso e Vertainen. Proprio Redan raccoglie il filtrante di Correia e a tu per tu davanti al portiere gli calcia il pallone addosso. Al 16esimo finalmente la scossa, calcio di punizione battuto da Vallocchia. In caduta di sinistro Lescano colpisce, insaccando la palla in rete. Al 22esimo la Pergolettese si fa rivedere in avanti. Bariti, imitando un più noto Quaresma, spara la trivela verso Agostino, ma l'esecuzione è più bella che efficace, nessun problema per il portiere alabardato. Al 28esimo però ecco il pareggio degli avversari, cross di Bariti e colpo di testa di Giauari. Ultimi cambi per Tesser, dentro Ciofani e Minesso per Germano e Celeghin. A 3 minuti dalla fine è ancora Lescano ad avere fra i piedi la palla buona, ma il portiere gli sbarra la porta. Il match finisce 1-1, Triestina salda alla terza posizione in classifica, a 4 punti dal Padova. E quindi è andata così, un pareggio che non trova la vera soddisfazione della Triestina, soprattutto perché era andata in vantaggio, però un pareggio che, per quanto visto in campo, è da attribuire in maniera giusta, visto che la Pergolettese è andata a Fontana Fredda per non voler guardare una Triestina a saltare la porta che era difesa da Soncin, bensì ha giocato con
buona propositività in attacco, proprio a cercare il gol sin dalle prime battute del match. Dopo un buon primo tempo, scrive il Piccolo, un'Unione che ha messo in difficoltà la Pergolettese, i lombardi sono riusciti a pareggiare. Germano chiede più concretezza, dobbiamo metterla dentro, segnare nel calcio è la parte più difficile. Nell'intervista a Guido Roberti da Fontana Fredda parla il tecnico Tesser, non mi è piaciuta la prima parte della gara, poi abbiamo creato di più, non abbiamo finalizzato come dovevamo e chi sbaglia alla fine paga, siamo offensivi e qualcosa concediamo. Tesser subito dopo la rete subita ha inserito proprio altri elementi per creare una trazione molto offensiva della sua squadra. Erano in campo contemporaneamente Lescano, Redan, Elazraq e Minesso, oltre ai centrocampisti Vallocchia e Correia, proprio a voler spingere più possibile per arrivare al 2-1, poi la gara si è chiusa invece in parità. Guardiamo anche alle pagelle, il migliore in campo scelto Lescano, sia per il lavoro di sacrificio che per il gol realizzato. Buona la prestazione di Celeghin, come quella di Agostino, e quella di Elazraq e Redan, che sono entrati dalla panchina ma hanno dimostrato di essere entrati subito in partita. Guardiamo la classifica con il Mantova capolista, 57 i punti in campionato, il Padova segue a 50, Padova che ha battuto in trasferta il Novara per 3-0, la Triestina subito terza e di punti ne ha 46, notifichiamo anche la vittoria del Mantova con la Gian Erminio a testimoniare che la corsa della prima della classifica non si arresta minimamente. Segue alla quarta posizione l'Atalanta Under 23, poi la Pro Vercelli, Vicenza, la Virtus Verona, Lumezzane, Gian Erminio e Albino Leffe, le prime 10. Quindi Renate con 29 punti, tanti quanti la Pro Patria, il Legnago e l'Arzignano che di punti ne hanno 28, Pergolettese Trento a 27 punti, Novara Fiorenzuola a 19, Pro Sesto a 18 e l'Alessandria è ultima a 14 punti. La prossima partita, la Triestina, la giocherà domenica 4 febbraio alle 2, alle ore 14, Triestina Pro Patria. Come vediamo la Pro Patria in questo momento si trova all'11ª posizione del campionato, ho fatto un disastro, ecco qua, mentre la Triestina è ferma e salda alla terza posizione con il punto guadagnato ieri e stacca ancora di 9 punti l'Atalanta Under 23 che in classifica è subito alle spalle, quarta. Andiamo al calcio dilettantistico, Ciro Lucheo illumina la Pro Gorizia, San Luigi sconfitto in 10 uomini, una doppietta del bomber Issa e biancocelesti al secondo posto in classifica, la formazione biancoverde accorcia con Carlevaris che poi però viene espulso, Pro Gorizia San Luigi si chiude 2-1, Zaulera Boiese va liscio come l'olio, 13° sconfitto, finita 3-1, viola di carattere a Muggia, raccontato in questa pagina di sport. Il Chiarbola Ponziana crolla nel finale, il Fiume Veneto sbanca Opicina, finita 0-2. Chiarbola Ponziana contro Fiume Veneto, a campo esalta il Monfalcone, ossigeno per la Victory, Sant'Andrea KO per 7-0, Monfalcone Ancona 1-0, Trivignano Cormonese 0-1, Risanese Triestina Victory, Trieste Victory 0-3 e poi la Varian e Pro Romanze finita 4-0, Pro Cervignano Sant'Andrea pesante 7-0 subito dalla squadra di Vialocchi, Krasrepen perde contro il Fiumicello 1-3, qui i risultati e classifiche dei dilettanti. Muggia e Azzurra non steccano, capitola il Breg, il San Giovanni cala una cinquina al Mladost, il Costalunga cade con il Sovotnie, pari tra Isonzo Mariano e Uffi Santa Maria. Diamo velocemente i risultati: Aquileia Muggia 0-1, Azzurra Gorizia Ruda 2-0, Romana Breg 2-1, San Pier di Isonzo
Mariano è finita in parità 0-0. San Giovanni ha vinto in trasferta 5-0 con Mladost, il Costalunga ha perso col Sovotnia 1-2, Ufi Santa Maria è finita 1-1, l'Opicina batte la Roianese 1-0 nel campo di casa, chiamiamolo così, della Roianese. Il Villesse va a segno 17 volte contro l'Inerme San Vito al Torre, pari casalingo della Fortezza, in seconda categoria girone E. Muglia, Colpaccio Coldomio, lo Zaria regola gli studenti ISM 5 gol al Primoret. Nel derby sloveno la Slovolley a Repen fulmina in 3 set il Socia Devetak. Nella pallavolo della Serie C maschile Tabor Vegliak sconfitto in casa dalla Torriana, Tremerli Junior KO Areana. Le ragazze del Contovel cedono a Forte Cordenons, Mavizza ha battuto a Brugnera. Al Dove Vivo Cus Trieste non riesce il colpaccio sul campo del Vis et Virtus. Ancora lo Zalet Ferro Iulia cade malamente contro l'Auto Torino a Spilimbergo, è 3-0 il risultato. Ancora basket, Lombardia al galoppo e lo Jadran Gostol capitola ad Iseo. Per lo sci alpino Goggia solo quinta a Cortina, Super G all'Ara Gut Berami. Per andare poi al calcio, ancora nuovamente al calcio, in questo caso il calcio di Serie A, l'Inter si riprende la vetta, basta il solito gol di Lautaro Martinez, la firma di testa del capitano nerazzurro è sufficiente per piegare la Fiorentina, i viola si rammaricano per il rigore sbagliato nella ripresa da Nico Gonzalez. Lazio-Napoli senza squilli e l'Olimpico finisce 0-0, partita della zona Champions che è finita in parità, e qui ci sono tutti gli altri risultati. Genoa-Lecce 2-1, Verona-Frosinone 1 pari, Monza-Sassuolo 1-0, come detto Lazio-Napoli 0-0, Fiorentina 0, Inter 1, con l'Inter che torna in testa alla classifica, un punto davanti alla Juve con una partita in meno rispetto ai bianconeri. Ci fermiamo per andare in pubblicità, tra poco con noi Corrado Tremul, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, tra poco. Diretta con Sveglia Trieste, siamo in compagnia del consigliere comunale di Fratelli d'Italia Corrado Tremul. Ben ritrovato Tremul. Ben ritrovati a voi, grazie come sempre per l'invito, e un buon proseguimento dell'anno vale ancora, nel senso per tutti. Ero qui il 28 di dicembre, era la fine, adesso che l'anno nuovo porti serenità e salute a tutti. Leggo una mail, vorrei spendere 2 parole sul momento negativo della pallacanestro Trieste, scrive un telespettatore. Tifosi e una parte dei media locali hanno individuato nel coach l'unico responsabile, o perlomeno il capo espiatorio di quanto sta accadendo, o meglio non accadendo, fin qui nella stagione dei biancorossi. Ma avendo visto dal palazzo la sfida contro il Rimini mi chiedo che colpe ha l'allenatore se i suoi giocatori a tu per tu con la tabella e senza la pressione dei difensori avversari la mettono fuori. Che colpe ha l'allenatore se i suoi giocatori fanno ripetute infrazioni di passi su semplici partenze in palleggio? Che colpe ha l'allenatore se pur costruendosi tiri da 3 aperti la sua squadra ne piazza dentro 9 su 40? Quando si gioca a certi livelli i fondamentali dovrebbero essere un dato consolidato. Certo, se Trieste non sta assecondando le attese della vigilia, il tecnico qualche responsabilità ce le ha. Ma guai a scagliarsi sempre e solo contro il manico e allo stesso tempo deresponsabilizzare la squadra. Comunque vada, questa stagione in vista della prossima terrei il coach, che considero un patrimonio del club, e rinnoverei profondamente la squadra perché quella attuale al momento non si è dimostrata all'altezza del compito di ritornare in Serie 1, scrive Luca, che ringrazia per l'attenzione. Quindi, un'analisi molto completa, insomma. Completa, presumibilmente, anzi sicuramente più competente della mia, perché io avevo la mano quadrata, ho fatto diversi sport, in alcuni ci sono riuscito meglio, in altri peggio. Oggettivamente, a prescindere, io rimango comunque dell'idea, l'allenatore è parlo in tutti i sport, l'allenatore è una figura molto importante che ha indubbiamente, specialmente quando allena gruppi, cioè squadre piuttosto che il singolo, ha indubbiamente delle responsabilità per la creazione del gruppo, per spronare a seconda dei casi l'atleta
su alcune mancanze, usiamo il termine. Resto anche altresì dell'idea che chi va in campo nello sport in generale, ribadisco, sono gli atleti, i giocatori che siano. L'analisi che ha fatto sulla mancanza dei fondamentali, sul discorso dei passi e quant'altro, diciamo che in questo momento qua non è che stanno vivendo obiettivamente un buon periodo. Ricordo che ci sono anche un paio di infortuni anche importanti, perché comunque Ruzier, se non erro, no? Adesso non so la partita che è stata l'ultima, però hanno avuto nell'arco della storia, c'è l'americano che ha problemi del ginocchio e quant'altro. Alle volte nella scacchiera una pedina che è presente o non è presente, causa di infortuni, può creare differenza. Ecco, poi lascio i commenti ai più preparati su questo sport, questo sicuro. Per tutta Trieste vale, sia per la Triestina, per lo sport generale della nostra città. Auguro un presto recupero, perché oggettivamente comunque la 2 a Trieste a livello di spettatori, sottolineo, io non sono un intenditore, ma a livello di numeri ha dei numeri molto importanti e giustamente ambisce, e secondo me ha il suo posto nella 1 e non nella 2, con tutto rispetto per i campionati. Andiamo ad ascoltare una telefonata, poi abbiamo già altre mail che leggeremo subito dopo. Buongiorno. Buongiorno a lei, dottor Gulotta, e al suo ospite, sono Fulvio. Buongiorno signor Fulvio. Buongiorno. Buongiorno a voi. Io auguro a tutto lo sport e a tutti quelli che praticano lo sport una felice non giornata, un felice avvenire, perché se lo merita la città. Un'altra cosa che invece è molto importante per me è la miseria in cui sono i cittadini del territorio libero di Trieste. Recentemente è stata fatta un sondaggio da parte della Contribuenti. I scandali in Italia negli ultimi 30-40 anni, soprattutto di tutte le banche fallite che hanno dato prestiti senza garanzia, sono costati il 13% del PIL. Adesso io mi chiedo perché io a Trieste, cittadino di diritto del territorio libero di Trieste, devo pagare questi debiti creati ad hoc per favorire certi personaggi. Ricordiamoci uno solo. 30-40 anni fa il direttore generale della sanità, anche Poggiolini, gli hanno trovato delle ricchezze addirittura nel puff, gioielli e soldi. Immaginate quanti Poggiolini ce ne sono stati, e forse ce ne sono ancora nella Repubblica Italiana? Noi, in base all'articolo 23 della Costituzione, nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. Allora mi si dica in base a che legge i confini della Repubblica Italiana, il più bel paese del mondo, rovinato da una politica, e lo vediamo, quando che il 63% delle famiglie non arriva alla fine del mese, vuol dire che gli amministratori non hanno funzionato. È talmente semplice. Allora perché io devo pagare delle tasse ingiuste? Perché devo abbassarmi a 90 gradi, mi scusi il termine, tipo pizzo in certe regioni italiane? Perché devo perdere la mia dignità davanti a queste prepotenze? Perché? Perché la ringrazio e aspetto una risposta per sapere se sono stati spostati e quando sono stati spostati i confini della Repubblica Italiana. Buona giornata a voi. Grazie. Ci sono altre mail, come dicevo. Tremolo, se lei vuole rispondere, prego. Ma col signor Fulvio, che tra l'altro lo saluto, ci siamo incontrati come avevo promesso. Abbiamo bevuto un caffè assieme, abbiamo chiacchierato, per cui la mia idea la sa già il telespettatore. Tra l'altro abbiamo affrontato anche il discorso delle famiglie in difficoltà, cosa verissima. Nella commissione che è stata fatta per aprire
il sottopassaggio di fronte alla stazione come soluzione per rendere meno problematica la situazione durante questo clima chiaramente più freddo. Naturalmente ho detto che di dignitoso aprire un sottopassaggio e niente, ho risposto alla mozione che è stata appunto presentata e là ho segnalato che per quanto mi riguarda, per quello che faccio io nel mio piccolo a livello di volontariato, ci sono tantissime famiglie italiane, nostre concittadine, triestine, che sono non a difficoltà, hanno problemi per la fine mese, ma addirittura a metà mese, e che quello che è inevocabile, non volevo dire questo, quello che è indiscutibile, è chiaro che oltretutto i prezzi, oggi come oggi, se uno si va per esempio ai supermercati, i prezzi stanno aumentando e aumentano sempre. La capacità d'acquisto di una famiglia è sempre quella, le pensioni sono sempre quelle. Ecco, io mi concentro sul sociale e su questo concordo col telespettatore. Leggo una mail, poi andiamo subito alla telefonata. Buongiorno, invio una mail che vuole essere un plauso nei confronti del consigliere Corrado Tremul, che si è sempre speso per aiutare ed occuparsi dei casi in cui è stato richiesto un suo intervento, spesso in situazioni che possono essere considerate minori, ma anche in casi di una certa gravità. Vorrei far presente, tanto per fare un esempio, che i cittadini molte volte trovano più fastidi per la buca sul marciapiede sotto casa che per il traffico e parcheggio in centro. Corrado Tremul ha ascoltato tutti e si è sempre attivato dove possibile nei più svariati casi. Bravo Mulo, continua così, scrive Piero. Mail tutta per lei, dove non servono altri commenti se no ringraziamenti, immagino. Grazie. Anche perché la vedo che si commuove facilmente. Grazie Piero. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Lei è il suo ospite. Buongiorno. Buongiorno. Volevo dire solo una cosa, io telefono da Monfalcone, non da Trieste, e ho lavorato nell'assistenza domiciliare comunale. Sì. Arrivavano i pacchi della Croce Rossa per le persone meno abbienti e sa cosa facevano? La maggioranza andava nella spazzatura perché non era di loro gradimento. Quindi sul fatto della povertà, quelli che segnalano che sono in povertà, bisognerebbe un po' controllare quanto di vero c'è, anche con l'ISEE. Io gli posso dire delle persone che ricevevano questo pacco dalla Croce Rossa, tiravano fuori il pezzo di formaggio Grana che era dentro e il resto buttavano tutto nella spazzatura. Quindi mi dica lei qual è il problema. E poi un'altra cosa anche, le pensioni sono aumentate, non è vero che non sono aumentate, sono aumentate e i prezzi nei supermercati cominciano un po' a scendere. Questo ho visto sulla mia pensione e sulla spesa che vado a fare. Quindi attenzione prima di dire che ci sono tante persone che non hanno la possibilità di arrivare a fine mese. Ci saranno, per l'amor di Dio. Però si ricordi bene che il lavoro più remunitizio che c'è in Italia è il lavoro nero. E con questo ho detto tutto. Complimenti ad ogni modo sempre al dottor Tremul, perché è veramente portato verso il prossimo, ma alle volte bisognerebbe essere proprio dentro per vedere quante bugie, diciamo, ci sono da chi va a chiedere aiuti. Buona giornata a tutti e due, arrivederci. Grazie, buongiorno. Beh, sì, senza dubbio chi è dentro un sistema ne conosce tutti i crismi e ne conosce anche tutti gli aggiornamenti. Quindi senza dubbio c'è una sacca di povertà reale in Italia come c'è in questa città, e c'è poi chi ne approfitta. Purtroppo lo abbiamo visto nel tempo, non è Trieste l'esempio magari più calzante, ci sono altri posti in Italia da nord a sud, da est a ovest, però certamente, come diceva la signora, chi è dentro a un ambiente poi sa che non è tutto oro quello che luccica. No, questo intanto ringrazio la signora, non sono un dottore, sono Corrado, non ho un titolo di studio, il mio si è fermato 3 anni di superiori.
ma sono d'accordo che purtroppo, faccio un esempio, io ho sempre contestato l'ISEE come strumento tipo, non voglio usare una parola sacra, però ecco, diciamo come regolamento perfetto, perché l'ISEE si è visto nei discorsi, faccio l'esempio ATER, bandi di concorso, anche per gli asili, per i bimbi, durante anche il periodo estivo, per i vari centri, che l'ISEE è dal mio punto di vista, e l'ho cominciato a dire circa 7 anni fa, è una misura che deve essere migliorata. Concordo il fatto che il furbo se lo trova sempre. Io parlo per le esperienze che ho, nel senso che oltre a collaborare con delle associazioni, anche per, non so, anche per una chiacchierata, per cercare una via ipotetica, una soluzione che magari le persone che sono nelle associazioni non sanno dove muoversi, a chi rivolgersi. Per esempio, adesso non farò sicuramente nomi, ma stiamo risolvendo un discorso per una mamma ed un bimbo nostri intesi come concittadini che sono in difficoltà. Io in questo ambiente ci sono, signora, e concordo, questo sì, che i furbetti purtroppo in questo mondo, se l'ho visto anche col 101 e quant'altro, inutile che mi dilungo su cose che magari a qualcuno può non interessare, però ecco, io dentro ci sono, concordo sui furbetti, ce ne sono. Però mi creda, quando io vedo una persona che comunque conosco, che già se in quel mese ha qualche problema medico in più, altro discorso che sarebbe da affrontare, si trova in difficoltà, perde le medicine, eccolo. Parlo e saluto la signora, ma su questo parlo perché per quanto mi riguarda e per dove mi muovo ci sono presente. Ok, allora altra mail e poi subito telefonata. La mail dice, è di Claudio Visintin, che salutiamo, e dice finalmente si è messo mano in via Costalunga all'angolo via della Pace. Poi l'8 febbraio e il 10 febbraio anniversario Stefano Furlan, quali sono state le iniziative prese? Buon lavoro. Su Via della Pace abbiamo anche fatto servizio la scorsa settimana, menzionando anche l'impegno, perché va sottolineato, di Corrado Tremul, non soltanto suo, per questo incrocio che ora vede finalmente alcune novità. Purtroppo è un incrocio teatro di incidenti anche mortali. Esatto, diciamo, vedo di essere molto sintetico. Intanto va ricordato che il tutto è partito molto tempo dietro ed è partito con il Tele4, qui Bernardo, qui presente, fluidificante, che si è recato sul posto, viste le continue segnalazioni, anche mia perché sono stato tamponato all'epoca, avevo ancora i capelli lunghi, porca miseria, però si è occupato Tele4, c'era Bettio all'epoca che era presidente della 7ª circoscrizione, per poi passare il tutto a Sain. Sono subentrato in circoscrizione anch'io, il presidente Sain, che saluto anche assieme agli altri, poi ripresi in mano, tra l'altro c'era con me in circoscrizione allora Bernobic, e tutti assieme come circoscrizione ci siamo mossi. Poi c'è Marcello che l'ha ripreso qui in comune, poi c'è la De Gavardo, poi c'è Cinque Palmi, poi c'è Salvatore Porro, poi c'è Stefano, ci sono gli assessori tra virgolette di competenza. L'ultima chiusura è stata dell'assessore attuale Babuder, cioè voglio dire una cosa che parte molto lontano. A me quello che interessa sempre è che i lavori vengono fatti. Indubbiamente però sono passati anni, ecco, questo deve far riflettere certo, oggettivamente le persone. Poi io ho mantenuto la parola data al fratello della povera Sara, che il giorno dopo ero là e ha chiesto fate qualcosa, ragazzi fate qualcosa, ecco, ok.
I tempi però oggettivamente dal mio punto di vista rimangono veramente lunghi. Adesso si è vista questa luce, si sta arrivando e speriamo che le persone siano più contente, e soprattutto il fatto di mettere in sicurezza, che sta ai tecnici a seconda dei suggerimenti del parcheggio, io, Luci, Marcelli, non cambia nulla. A me interessa il risultato. Le tempistiche sinceramente sono troppo lunghe per i miei gusti. Ascoltiamo la telefonata, buongiorno. Pronto? Buongiorno? Buongiorno. Niente. Leggiamo delle mail, ce ne sono tante, Tremul. Sì, poi abbiamo il discorso Stefano Furlan, che il 10 febbraio. Diciamolo subito allora, che le iniziative saranno le consuete, no? Davanti al Murales, immagino. Davanti al Murales, i tifosi stanno mettendo in piedi, hanno messo in piedi una serie di iniziative. Il giorno, chiaramente è l'8 febbraio, che è il giorno sotto la targa, per ricordare... Sono 40 anni, no? Sono 40 anni, per ricordare Stefano, che io ripeto, non eravamo amici, ma chiaramente ci conoscevamo bene, e resterà sempre un'uccisione che mi fa ribollire il sangue ancora. E verranno i tifosi, tutti i tifosi, verranno anche i gruppi di tifosi come ogni anno un po' in giro dall'Italia, per ricordare questo ragazzo che sì, veniva in curva, sì, ultras, ma ultras nel senso quando finiva la partita finivano i cori, me lo ricordo questo sempre e l'ho sempre detto, con il suo Verdon, i capelli lunghi anche lui, la sciarpa, prendeva e andava a casa. Io non l'ho mai visto, per quello che posso testimoniare, mai visto far questioni. Incitamento puro, salutare tutti i ragazzi alla curva alla fine, ciao ragazzi, ci vediamo la prossima domenica. Ecco, così purtroppo non è stato. Sono passati 40 anni e 40 anni sono tanti. Chiudo. Trovo assurdo che vengano inflitte tra l'altro delle multe, perché insomma sono 40 anni che ricordiamo ognuno, per l'amor di Dio, a modo suo, però si ricorda Stefano e vanno avanti con queste multe per i cori. Lasciamo perdere, chi avrà piacere si vedrà sotto la targa a ricordare un bravo ragazzo che non c'è più. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Buongiorno Gulotta e buongiorno a Corrado Tremul. Buongiorno. Buongiorno signora Livea. Buongiorno, io c'ero lì in quel momento, proprio in quel momento, Corrado, fuori dal Greda quella volta. Allora, però, volevo parlare dell'Unione, no? Sì. Ieri ho seguito tutta la radiocronaca di Roberti, sì. No? A un certo punto ha detto che la Triestina si è allenata al Rocco sabato, no? Allora, siccome c'era 5 palmi, e a pensare male si sbaglia, però più di qualche volta ci azzecca, ha detto che il presidente della Triestina, che io non ho niente contro di lui, per l'amor del cielo, però vorrei un po' di chiarezza, no? È molto scaramantico, e visto che a Fontana Freda fino a poco tempo fa si è sempre vinto, e lui, ma non lo so, il campo del Rocco è ancora lì da cominciare. Si poteva, visto che si sono allenati, che abbiamo giocato col Padova, si poteva giocare al Rocco fin tanto che non veniva rifatto il verde, sì. Per cui sono molto perplessa su questa cosa e anche molto arrabbiata, Corrado, no? Perché come ho detto l'altro giorno ho messo il mio abbonamento in quadretto, no? Perché insomma e poi anche mi disturba a un certo punto il discorso dell'abbonamento, no? Che l'ultima volta col Padova, non so, sì, col Padova a 5 euro un abbonato che portava un altro. Allora gli abbonati sono proprio i più stupidi, e ho sentito più di qualcuno, non so se ci ascolta qualche collo grosso della Triestina, no? Che ha detto che il prossimo anno l'abbonamento non lo fa più.
perché alle 8:30 di sera d'inverno e dopo ci sono anche tutti questi problemi, bisognerà vedere quanti abbonamenti verranno fatti il prossimo anno, perché nessuno pensa di essere il più furbo qua, no? Grazie Corrado e grazie a Gulotta. Grazie a lei, grazie signora Livea. Beh, signora Livea, allora va detto intanto, l'ho ripetuto e lo ripeterò fino alle ultime forze, che l'abbonato va, che studino, che facciano i tecnici, le avvocature, indipendentemente chi tra virgolette ha il potere, non va assolutamente dimenticato l'anno in cui questi abbonati, 4.000, in realtà di partite in casa hanno viste pochissime. Primo, trovino la formula, risarcimento, facciano quello che si vuole, ma questa cosa qua prima o dopo deve essere risolta. Come deve essere risolta, se si può usare questo termine, io ne userei un altro, comunque le scuse nei confronti dei tifosi per quanto successo, io le sto ancora aspettando da parte di chi ha sbagliato. Il stadio Rocco, allora, si tirano via le prime 2 partite, tra l'altro io permetto andavo a vedere il Manto spesso, e è chiaro che le 2 partite obiettivamente le zolle si alzavano, insomma, il campo era quello che hanno visto tutti, inutile parlarci, insomma, definitiva. Poi io ricordo solo una cosa, che la Federazione Gioco Calcio dà l'ok, quando dà l'ok copre tutto quello che deve coprire, cioè ha l'agibilità il campo. È chiaro che anche qui le fantomatiche tempistiche, purtroppo sto paese a livello burocrazie, gare contro gare, insomma la situazione è nota a tutti, si arriverà al giorno che adesso cominceranno i lavori. Se la Federazione Gioco Calcio ha dato l'ok, dava l'ok per le partite, vuol dire che a Rocco si poteva giocare. Col Padova non sarà stato un biliardo, ma si è giocato. Ma io ho visto campi molto peggiori tra Serie B e la Serie C. Allora, io non discuto le scelte, ognuno fa le scelte che ritiene migliori, perché questo è, non credo che nessuno è masochista di andare a cercare, tra virgolette, la rogna o quant'altro. Però resta il fatto che se la Federazione Gioco Calcio dà l'agibilità sul Rocco, in attesa dei lavori, e poi ci sarebbe da fare un grosso discorso, ma non porto via tempo ai concittadini, è chiaro che si poteva giocare. Poi sceglie, chi ha scelto avrà le sue motivazioni. Dobbiamo andare in pubblicità, ci fermiamo per una breve pausa, torniamo tra poco. Torniamo in diretta con Sveglia Trieste assieme a Corrado Tremol, consigliere comunale di Fratelli d'Italia. Ci sono diverse mail che guardano proprio al Rocco e alla Triestina. Una di queste infatti dice: lo Stadio Rocco, che nel suo piccolo monopolizza il dibattito pubblico a Trieste, è un esempio che rappresenta la crisi della giunta di piazza. Questa è posta come domanda, ma anche forse come una sorta di provocazione. Poi anche altri telespettatori scrivono la propria riguardo allo stadio. Una di queste è Paolo, che dice: si lamentano al terreno del Rocco, avete visto ieri su che campo hanno giocato Fiorentina e Inter, anche per guardare altri impianti. Quello che si parlava prima è sempre su Sport, ma ampliando un po' il ragionamento, vorrei un commento per quanto riguarda la situazione del Stadio Rocco. Com'è possibile che a Trieste da agosto non si riesca a fare un manto erboso decente, e a Milano gli stessi agronomi, se non sbaglio, li abbiamo fatti venire proprio
da San Siro. In 9 giorni hanno rifatto il campo a gennaio col freddo. Sembra che non ci sia proprio la volontà di far tornare la Triestina a Rocco fino al prossimo anno. Mi chiedo, dove giocherebbe la Triestina un finale playoff? A Fontana Fredda? La Triestina non ha il campo nuovo per unica colpa del comune, non ci sono attenuanti, scrive Mauro. Tremul, poi andiamo alla telefonata. Sì, è stato, come si parlava prima, di vari campi in giro per l'Italia. Quella di ieri sinceramente non l'ho vista, io mi riferivo a campi di Serie B e Serie C, stessa Triestina che ha giocato contro la seconda squadra dell'Atalanta, le dichiarazioni che sono state fatte a fine partita anche dello stesso buon mister Tesser, che tra l'altro saluto assieme a Strucchelli. Obiettivamente i campi, mi allaccio a quello che ho detto prima, sono quelli che sono. Se la Federazione Gioco Calcio ti dà l'agibilità, tu giochi su quel campo, punto. Cioè, questa è una cosa che non va sottovalutata. Poi per quanto riguarda il discorso di San Siro, intanto a Trieste con il concerto fatto qui, non solo il Manterboso, perché non basta cambiare il Manterboso per la situazione di Trieste. Il Manterboso va istituito, ma viene fatto anche il fondo. Il fondo è messo molto male, usiamo il termine, lo si è visto anche nelle partite a livello di drenaggio. Adesso bisogna vedere adesso a livello di tempistiche, questo non so dire. Dove si giocherà? Bella domanda, aspetto sempre una risposta, visto che a noi in Consiglio Comunale, sin dal primo giorno, parlo come consiglieri e mi riferisco a tutti, poi c'è qualche consigliere che spazia e diciamo non si può dire, afferma delle situazioni o che ha conoscenza di cose al punto di aumentare questo clima che si sta vivendo, giustamente inalberati, io compreso da tifoso, per tante cose, però c'è qualcuno che si spaccia per esperto ed esperto sinceramente non lo è. La bugia ha le gambe corte, adesso vedremo l'evolversi, però nell'aula comunale a noi non c'è stato chiesto nulla. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Sì, buona giornata. Prego. Buongiorno. A tutta la redazione e a tutti. Volevo segnalare su riguardo anche di... Mi scusi, sento adesso. Sì. Volevo segnalare che in via Molino a Vento, all'altezza del numero 76, sul muretto ci sono tanti indumenti appoggiati. Ci sono, già da ieri sera. Ecco, okay. Volevo segnalare questo su riguardo anche dei pacchi della Croce Rossa, eccetera. Ci sono dei punti di raccolta per questi indumenti e non sul muretto. Sul muretto, ecco. Ok. Va bene. Arrivederci. Grazie. La ringrazio per la segnalazione. Grazie a voi, buona giornata. Grazie. Mi allaccio alla segnalazione, tra l'altro poi vado via, andrò a vedere, passo di là perché mi devo recare comunque su una segnalazione fatta qua da voi l'ultima volta, quella di via Cabotto dove c'è la Iuola, c'era questo grande buco e è stato provveduto, insomma ho segnalato, è stato provveduto, l'hanno riempito. Stesso discorso, prima che mi dimentico, che era sulla segnalazione, se non erro, della signora Nivea o comunque da un collegamento esterno, la via, aiutami. Baiardi? Esatto, che c'era anche il buco, segnalato anche quello, e segnalato il problema anche del cantiere di via Baiardi, come avevo già fatto all'epoca per un taglio rami, sempre della signora. Chiudo, in via Molino a Vento c'era stata la segnalazione dove il comprensorio Ater si lamentavano quello che sono poi, per dire la verità, sempre e da anni stessi problemi, pulizia, macchine parcheggiate negli stalli che non hanno diritto di essere parcheggiate là. Mi sono informato, sta di fatto che la pulizia una volta al mese, così
non vorrei dire un'eresia, ma prendetemi con le pinze in questo caso, perché ho la risposta sul telefono che non uso quando sono in trasmissione, e resta il fatto che per aumentare il giro delle pulizie mi è stato detto che è una raccolta firme da parte di residenti, perché là in quel comprensorio, e non solo quello, ci sono proprietari, tra virgolette, e gli affittuari. Allora, una raccolta firme che, avviso, avrà una spesa da condividere con gli altri residenti, per richiedere questo ulteriore passaggio. Dal mio punto di vista, comunque, una volta al mese, prendetemi con le pinze, ripeto, mi sembra molto poco. Poi ho segnalato anche alla De Gavardo una serie di problemi, ma ne parlerò casomai la prossima volta, inerenti alle macchine, sugli spazi atere, chiaramente interni, proprietà privata. Altra telefonata, buongiorno. Buongiorno, io volevo fare, diciamo, quasi una segnalazione, perché io ho fatto domanda di assegno di inclusione e naturalmente i requisiti per me erano tutti giusti, perché ho un ISEE molto basso, visto che avevo guardato le cifre e tutto il resto, l'età, cioè io ho tutto a posto, però mi chiedo perché è stata rifiutata. In più ho sentito, e siccome sono in un gruppo dove mi sono informata e ho chiamato anche l'INPS per chiedere informazioni, e tante persone l'hanno trovata rifiutata senza alcun motivo valido, nel senso, uno ce l'ha per l'età, uno per i disabili, insomma rientrano tutti, e vedo che questo ADI purtroppo, non dico che il reddito di cittadinanza era giusto, perché io trovavo che alcuni giovani non dovevano prenderle perché potevano andare a lavorare, però le persone che hanno veramente bisogno, visto che la Meloni ci ha detto che non abbandonerà nessuno, come si fa a ritrovare sul conto con 3 figli e un disabile 14 euro? A me sembra una presa in giro, magari ci vorrà un po' di tempo per sistemarlo, però io chiedo nel mio caso, visto che rientro in tutti i parametri, perché mi è stata rifiutata? Forse sarebbe il caso di chiarire un po' le cose o di parlare magari di questo, perché per adesso c'è un po' di caos e la gente ancora non se ne rende conto. Però io penso che verrà fuori una rivoluzione se queste cose non si chiariscono, soprattutto per chi ne ha veramente bisogno. Vi ringrazio. Grazie. Dunque, premettendo che andare a guardare ai dati personali o alla situazione specifica è sempre difficile, e premettendo altresì che non credo che né Tremul né sicuramente io, e non lo dico col credo, lo dico col sicuramente, siamo competenti in materia di come formulare la domanda esatta e quali sono i criteri che possono escluderti dalla misura. Almeno io non lo so, Tremul, se lei lo sa lo spieghiamo senza nessun problema. Il mio consiglio è quello di rivolgersi a un CAF o eventualmente a un esperto in materia. Aggiungo, e poi lascio la parola al consigliere, che in settimana, probabilmente giovedì, ma da definire, avremo ospite Gianluca Maresca del CAF della CISL, con il quale abbiamo proprio avviato l'intenzione di realizzare una puntata di un'oretta, quindi a Sveglia Trieste, da definire ancora la fascia oraria, ma probabilmente giovedì, non è sicuro, lo dobbiamo ancora semplicemente confermare, con il quale parleremo proprio di tutti i criteri, le assegnazioni, le cause di controversia, eccetera, di misure come l'assegno di inclusione o anche le pensioni. Insomma, ci sono diversi argomenti sul tavolo. Rimando quindi al dialogo con gli esperti. Tremul, se vuole dare una risposta, abbiamo tantissime mail da leggere. La risposta è molto veloce. Chiaramente lei, la signora, si è rivolta. Io qualcosa sono andato un po' a spulciarmi, la signora si è rivolta comunque già all'INPS. A questo punto consiglio e mi allaccio appunto con il buon Bernardo, un CAF, e direi anche, poi tra l'altro c'è l'assessore anche, quando chiaramente il vostro ospite Tognoli, che è uno che ne stiamo parlando di queste situazioni, perché le segnalazioni sinceramente le ricevo anch'io, però la chiusura del discorso, se si chiude comunque sta lì l'esperto di turno. Io parlo solo di quando sono sicuro, altrimenti come prima uso pinzette o sto zitto, perché
So qualcosa, ma preferisco delegare a chi ne mangia e se ne occupa di più. Proviamo a fare domande veloci e risposte altrettanto veloci. Un commento sulla querelle Pasino Bertoli. A me pare che siamo arrivati a livelli non commentabili. Cosa ne pensa Tremul? Penso che quando vai sul personale sicuramente non fai una bella figura. Quando attacchi una persona, io rimango dell'idea, la puoi attaccare perché non ti ha coperto un buco, perché non ha fatto passare una mozione, perché svolge il suo compito e lavoro male, quello ci sta tutta la vita, fa parte dell'opposizione, fa parte della maggioranza. L'attacco personale anche no, oppure naturalmente poi ti assumi le responsabilità. Altra nel mail. male o nel bene. Altra mail, nei commenti su Facebook continuano a negare... Non ho Facebook. Lo leggiamo lo stesso. Nei commenti su Facebook continuano, io ce l'ho, non lo uso per dire, così in due praticamente. Se nei commenti di Facebook continuano a negare il dramma delle foibe, dileggiare e insultare le povere vittime di quel dramma, perché come è stato per la Shoah non è ancora un reato la negazione delle foibe, è ora di finirla con questo odio verso gli ebrei e odio verso le vittime delle foibe. Siamo nel 2024, scrive Paolo, e vabbè, come dargli torto insomma. D'altronde ha fatto un po' la sintesi quando io all'epoca dicevo morti di serie A, morti di serie B, i morti sono morti prima, no? Ok? C'è stata fatta, tra l'altro abbiamo firmato tutti i consiglieri, io non voglio dimenticarmi i nomi perché ogni tanto, però c'è stata fatta adesso una mozione che era, se non erro, Marcello e Porro, poi tutto il gruppo nostro per i fatti successi ad esempio dei telecronisti, dei giornalisti come della della RAI, RAI, sì. Ecco, è stata messa per cui io dico sempre, se ci sarà sempre una differenza tra i morti di serie A e i morti di serie B, è chiaro che riappiccificazione ipotetica che sia non saranno difficili. Altra mail, prendo spunto e poi andiamo alla telefonata. Prendo spunto dal TG3 che ha trattato il calo demografico, ma agevolazioni, contributi, bonus indirizzati a chi mette su famiglia, ossia fa figli, ci sono e lo sanno bene gli stranieri che si fermano qui. Allo stesso tempo i nostri giovani sanno che all'estero sono tenuti molto in considerazione e aiutati prima dello studio, poi nel crearsi la loro autonomia e poi lì anche una famiglia. Da qui partono ma non tornano. Scrive Renata in quella che non è tanto una domanda quanto una considerazione delle politiche anche dei vari paesi. Altra mail dice: potremmo definire la situazione inquietante a ragione della classifica del Sole 24 Ore relativa alla statistica sulla criminalità e i reati perpetrati nelle città italiane, dove si evidenzia in netta maniera proprio Trieste, che raggiunge il 19° posto e più esattamente al primo per tentati omicidi, lesioni dolose e violenze sessuali, al terzo per pornografia minorile e prostituzione. Questi erano i dati del Corriere della Sera, che collocava in verità al contrario Udine al primo posto nella qualità della vita. Telefonata, buongiorno. Buongiorno, tanti argomenti molto interessanti, mi piace ascoltarvi, sei molto bravi. Prego, ci dica. Grazie, buongiorno. Un piccolo commento, cosa telefonare qualche volta? Sergio qua di Trieste. Sì. Ci ho telefonato per quanto riguarda le strade, ANAS, Comune, tutte abbandonate completamente, non parliamo dei passaggi che ha fatto il scavo e dopo noi governa, perché è tipico qua dell'università, i pozzetti che si è fatti messi là 30 anni, e gli scoperti non si passa una scassata con l'auto che mi dà basta. Ma volevo dirti un'altra roba, tutto quell'edera che c'è lungo la strada, parliamo della Trieste Opsina, della Trieste Basovizza, della Barcola, per tutte le strade, per Muggia, tutte le strade, c'è questa edera che la c'è fino in cima dell'albero. Sapete che sintomo è questo? Il sintomo di aver abbandonato la strada. Ma la strada ha anche le particelle, ha anche un paron vicino. Basta trovarlo, che voi sapete chi è il paron, che dice o ti tiri via quell'edera, che l'edera poi, se brutto sintomo, tiene la polvere, tiene nidi di zanzare, e dopo si fino in cima dell'albero. Non metta nessuno. Una volta, ai miei tempi, mica 90 anni, ai miei tempi passava la forestale e diceva guardate che quell'edera bisogna cavare. Che aveva tempo una settimana. Ricordo, quei anni là, non parlo del 40, del 45, parliamo del 50, la forestale passava con la macchina o anche a piedi qualche volta
e ne avvisava quello dove fare, quello dove fare. Se non sarebbe l'albero con l'edera a fine in alto, fino a 10 metri, 15, mi vedrei anche il mar volendo, no? Invece non posso vedere. Grazie Sergio. Grazie. Ringrazio per la segnalazione, l'edera comunque rovina anche l'albero. Altre mail, andiamo Segnalerò a leggere questa. Pordenone e Trieste sono due città della regione, ambedue governate dal centrodestra. Perché nella prima inaugurano un nuovo centro di accoglienza per migranti per eliminare la situazione dell'hangar alla Comina con il supporto del Ministero degli Interni, il ministro Ciriani in stretta collaborazione con Caritas, Croce Rossa e altre associazioni di volontariato, mentre a Trieste siamo più felici e fieri di avere la vergogna nazionale del Silos? Cosa vuole dimostrare la giunta di piazza? Tanto chi ci abita è sempre in giro lo stesso per la città, è solo opportunismo politico, scrive Salvatore. Non concordo con quanto ha affermato ora il telespettatore, tramite l'email. Io ho chiesto nella commissione che si trovi una soluzione nelle caserme che sono abbandonate, perché così non sono al freddo, sono chiusi, si controlla, chiusi nel senso che si trovano in una struttura chiusa e hanno l'opportunità di non aver freddo e quant'altro, che vengano controllati tutti i documenti, che vengano fatte tutte le cose in regola e non, tra virgolette, stare, perché ricordo che al Silos, come ho detto in commissione, al Silos, che tra l'altro mia madre c'era, ai Silos stavano i nostri concittadini, stavano gli italiani cacciati dalle terre, e mi fermo qua, però hanno vissuto dentro nel Silos. È un discorso un po' vecchio, il modo anche di stare in certi posti, mi sono riferito alla pulizia e quant'altro, sta di fatto che auspico un'apertura di un centro nelle caserme dismesse. Una mail dice: se è più importante la carica politica che la dignità, in diversi casi bisognerebbe avere il coraggio delle dimissioni dalla propria carica, un segnale di coerenza, non riguarda il vostro ospite. Questo è un giudizio generico che fa questo telespettatore. Non fa una piega, e dirò di più, insomma, di frasi eclatanti: se non passa questo mi dimetto, se non il referendum non va mi dimetto, se il partito scende mi dimetto, insomma non fa una piega. Una mail dice: buongiorno, presentarsi al burlo con la figlia in stato interessante per prelievo del sangue e sentirsi dire che a causa dei server che non funzionano di tornare domani, ottimo per chi viene da fuori Trieste, questa è la sanità triestina, rileva un telespettatore via mail. Sono dei problemi sul discorso sanità, sarebbe di stare qua parecchio tempo, però sicuramente non una bella figura. Altra mail dice: vorrei se possibile fare i miei complimenti al signor Tremul per la chiarezza della sua esposizione e per la sua attitudine ad esporre il pensiero con un linguaggio fortunatamente molto lontano dal politichese e dai giri di parole. Sarebbe bello poter vederlo più spesso ospite da voi. Ne approfitto peraltro per chiedergli se può sollecitare chi di dovere a velocizzare i tempi per l'apertura del parcheggio di Roiano. È inconcepibile vedere una struttura pronta all'uso dover restare chiusa in attesa delle immancabili lungaggini della burocrazia, scrive Luca. Ringrazio il signor Luca, farò il sollecito, c'è la nostra Elisa che segue, e obiettivamente si ritorna al discorso di prima: burocrazia allucinante. Proprio la Lodi chiede un telespettatore: a quando il ripristino dell'incrocio fra via Molino a Vento e Largo Pestalozzi? La Lodi cosa pensa? Sarebbe da chiedere a lei. Esatto. Abbiamo quei tremoli. No, io riporto queste due domande ben volentieri questa sera, poi abbiamo appunto il Consiglio Comunale e poi quando vengono qua rispondo o ci sentiremo prima. Sentiamo chi è in linea con noi al telefono. Buongiorno. Buongiorno Sergio, sempre qua. Prego. Buongiorno Sergio. Un buongiorno a voi. Meno male che adesso ho sentito un mio concittadino poco fa a parlare dell'edera, che non parla nessuno. L'altro ieri anzi, sono andato
il parco di Villa Giulia, anche lì un mucchio di alberi con l'edera che stanno soffocando, che logicamente quando l'edera soffoca l'albero muore e viene giù. Esatto. Ma non solamente lì ci sono dei problemi, dappertutto a Trieste, se in via Carnaro, Opicina, come abbiamo strada nuova per Opicina, abbiamo detto un sfacelo. E se uno va a vedere in via Commerciale, dove c'è diremo l'asilo e quel complesso di scuole e asili, sull'angolo di via Vernielis, quel pezzo di terreno è uno sfacelo, e non so perché. Passano migliaia di persone giù per la via Commerciale e quel pezzo di terreno è invaso completamente dall'edera. Sì, sì. Gli alberi sono completamente avvolti. Nessuno fa niente. Parliamo di ecologia, parliamo di verde, parliamo della terra, una cosa o l'altra, però nessuno fa niente. Io spero che Tremoli, perché questo problema l'ho sollevato parecchie volte a Sveglia Trieste, il mio testimone, ecco qualcuno. Ecco, io sono cerchiamo testimone di fare una campagna pubblicitaria, perché anche il Carso è pieno. Quando vado su a Basovizza, una cosa altra, a fare le mie passeggiate, ci sono alberi lì che stanno morendo. Okay. Ecco, vogliamo fare qualcosa? Grazie Tremoli. Grazie Sergio. Grazie signor Sergio, ricordo che non è lei la prima volta, ma anche il telespettatore di prima, nell'ultimo, però è vero, il discorso sull'edera, anche là so qualcosa, mi provo a rompere. Altra mail. Più che volentieri, minimo, perché è dovuto, secondo me. Boh, io sono uno che in strada. Boh, lasciamo perdere. Segnalo al vostro gentile ospite la pericolosità delle vie Patrizio e Campanelle, soprattutto per gli scooter. Le due strade Manto stradale, sì. Assomigliano a una pista di motocross. Chi scrive la descrive così. Buongiorno, chiedo cortesemente a Corrado se riesce a far girare i bottini della spazzatura differenziata posizionati davanti al campo di calcio del Campanelle, in modo da non dover andare nell'erba per buttare le varie cose. Ringrazio. A scrivere una tua ex compagna di classe di nome Serena. Io riporto tale quale come lo leggo. Grazie. Che provo sui bottini, anche là sarebbe da discutere. Guarda, sì. 30 secondi al volo. Non sopporto quando vengono spostate, è successo in tutto il territorio di Trieste, vengono spostate le aree ecologiche e i bottini senza sentire, è una vecchia mia mozione che comunque vado avanti a rompere, vengono spostati senza chiedere sia le circoscrizioni che sono sul territorio e chiaramente anche ai residenti. A me non mi interessa nulla che viene più facile che si giri il camion in un certo modo e quant'altro. Tutto si può fare, ma quando due persone interloquiscono su un problema, la soluzione, se le due persone sono intelligenti, la soluzione se la trova. E questa è una delle segnalazioni che ricevo tantissime, perché anche le persone anziane, io ho sempre detto, o le mamme con i passeggini, fare 100 metri, ma che se 100 metri? Ma 100 metri intanto d'estate sono una cosa, d'inverno sono un altro, dall'età che una persona ha e anche dalle mamme se hanno i bimbi per mano o coi seggiolini. Segnalo. Dopo 10 anni dal servizio fatto da Gulotti è stato fatto qualcosa in via della Pace Costalunga, aspettiamo ancora prima del 2014 l'allargamento della stradina Erta Sant'Anna camionale e l'eliminazione delle due violette che strozzano la parte terminale, scrive Piero. Faremo un passaggio anche lì con Sveglia Trieste. Ecco, andiamo assieme. Qui nella nota che ho, appunto, quando mi riferivo anche all'articolo sul giornale, vanno precisate alcune cose, e prima che finisca il mandato, poi se le persone vorranno ci sarò, se no ringrazierò tutti. Resta il fatto che tra le varie cose che ho in piedi, appunto, la strettoia, che è un discorso anche là, ribadisco, cominciato tanti anni fa in circoscrizione. Questo è arrivato e mi romperò che andiamo avanti. Leggo ancora una mail che poi dobbiamo chiudere questa prima parte dedicata agli ospiti. Dopo tanti interventi sul problema della fermata del bus del cimitero, a voi ben noto, non per vostra mancanza
ma per il disinteresse di chi ha il dovere mi rivolgo al consigliere Tremul, che è sempre coriaceo nel seguire i problemi. Vorrei affidargli anche questo, che mi pare abbastanza vergognoso, quello della fermata del bus che è sfalsata rispetto alla pensilina. Già fatto, sto aspettando risposte, ringrazio il telespettatore che tramite voi l'ha segnalato più volte, ho già segnalato il tutto, aspettiamo un attimo e anche là, solito, continuo a rompere. Chiudo solo 2 secondi, in alto i cuori alla famiglia Rodinis e da Preto e ci vediamo al 10 di febbraio in quel di Basovizza. Buongiorno, finalmente che abbiamo il dopo di piazza, si chiama Tremul, sindaco, mai mollare, Forza Unione. Mette le mani in testa. Ma sì, perché non vuoi che avete le mani in testa, grazie. Grazie a tutti. Come sempre un tripudio di complimenti per il consigliere Tremul, che ringrazio e saluto, alla prossima. Alla prossima, saluto tutti, buona giornata, fluidificante e in bocca al lupo per le storie che sai e ci vediamo. Grazie a voi. Ci fermiamo per la pubblicità, grazie al consigliere Tremul, buona giornata e buon lavoro, ci prendiamo una breve pausa, un bicchiere d'acqua e tra poco Sergio Persoglia. No. Come? No. A quest'ora no, a quest'ora no Tremul, un altro orario volentieri e non in servizio. A tra poco. Bene, ben ritrovati con Sveglia a Trieste, siamo in compagnia di Sergio Persoglia del Partito Democratico, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei. Dunque, era presente sia alla conferenza di Russo che alla conferenza del Comitato Nuovo Via, di cui fa parte, per analizzare quello che è il progetto definitivo, da un lato, la conferenza del Comitato Nuovo Via, il progetto definitivo della cabinovia che era stato presentato nel salotto azzurro del municipio dalla giunta di piazza con il sindaco e dall'altro invece i documenti che ha fornito il consigliere regionale e comunale Francesco Russo riguardo ai pareri negativi delle soprintendenze, dico sì, al plurale perché sono più enti che hanno dato il parere. Ecco, sembrava da come l'aveva esposta Russo potesse essere veramente la pietra tombale sul progetto, salvo poi sentire la giunta di piazza che ha detto quei problemi sono ormai superati. Persoglia, cerchiamo di fare un po' di chiarezza, se possibile. Sì, sì. Anche perché non è facile fare difatti. Anche perché non è facile fare chiarezza, nel senso che diciamo, 2 sono state le novità essenzialmente. La prima è che finalmente attraverso un accesso agli atti si è avuto modo di vedere il progetto definitivo, no? Alcuni dei pareri che erano stati dati tempo fa durante le fasi, diciamo, di valutazione dell'opera ai fini del cambio della variante del porto essenzialmente, alcuni giudizi erano stati fortemente negativi, altri si erano conclusi, diciamo, dicendo un parere più completo potrà essere dato quando arriverà il progetto definitivo. Il progetto definitivo è arrivato ed è stato possibile esaminarlo in qualche maniera, anche se non è stato facile orizzontarsi attraverso una mole di dati e di documenti enorme. E questo è stato un lavoro abbastanza meticoloso che è stato svolto da molte persone, essenzialmente da tutti i tecnici e gli esperti che il Comitato Nuovo Via ha riunito nel suo comitato scientifico. Bene, la seconda novità è stata quella di, attraverso sempre un accesso agli atti che Russo ha potuto fare presso il Ministero, in quanto afferma lui che avendone fatto una simile al Comune non era ancora riuscito ad avere con tempestività, diciamo, i documenti, è emerso quelle che secondo la sovrintendenza erano le criticità dell'opera e, diciamo, la sovrintendenza stessa aveva chiesto poi un parere a 2 comitati presso il Ministero per avvalorare, avere, diciamo, in qualche maniera una conferma di quelli che erano stati i suoi giudizi. Sì. Bene, il fatto che questo sia una pietra tombale o non sia una pietra tombale lo si vedrà in seguito, no? Perché adesso la procedura sta ancora proseguendo. Riguardo alla procedura c'è da dire che in realtà non si sta valutando ancora il progetto non può essere ancora valutato, si è ancora nella fase in cui si valuta quella che è la proposta di variante sul porto. Ecco, gli esiti di questi potranno eventualmente essere una pietra tombale. Quello che però emerge
è che ci sono state tutta una serie di valutazioni e da questo punto di vista devo dire la verità che mi trovo molto d'accordo con quanto ha detto Federica, il presidente del Friuli Venezia Giulia, il quale ha detto lasciamo parlare i tecnici. I tecnici, sì, no? è vero. Io personalmente sono stato un pochettino offeso perché poi Federica aveva anche premesso a questa affermazione che io condivido, quella di dire, insomma, smettiamola con questi ingegneri dell'ultima ora, no? Che si inventano chissà quali competenze, lasciamo parlare i tecnici. Ecco. Se posso dire un mio commento, perché conosco le persone che siedono nel comitato scientifico, non si tratta affatto di ingegneri dell'ultima ora, si tratta di professionisti, come è stato messo in luce, e molto spesso delle persone come me, pur avanti negli anni, che però hanno svolto una carriera, diciamo, di tutto rispetto. Io personalmente, diciamo, mi sono occupato solamente di fare una valutazione di quelle che sono le emissioni di CO2 potenzialmente risparmiate e l'ho fatto perché sono stato per 15 anni segretario generale di un network europeo che si occupava di come ridurre le emissioni e avendo partecipato, diciamo, a varie riunioni del COP, ho avuto modo di incontrare parecchie persone, il network stesso di cui ero segretario generale, come ho detto, raggruppa e continua a raggruppare 27 istituti preeminenti, tutti di ricerca, quindi senza nessun interesse economico, ma tutti istituti di ricerca pubblici che spesso svolgono anche il ruolo di esperti per i loro governi. Quindi in qualche maniera, no, è chiaro che le competenze possono essere diversificate, però una cosa su cui, ripeto, io approvo quello che è stato poi quanto ha detto Federica, lasciate parlare i tecnici. E questo è il problema probabilmente per la cabinovia, perché i tecnici hanno già parlato e quindi in realtà i documenti presentati da Russo forse non sono una pietra tombale e non possono esserlo in questa fase del procedimento, però dicono alcune cose e queste cose non sono state dette da quelli del Comitato Novo Via, ma sono state dette da fior di, in questo caso, della sovrintendenza, la quale ha detto delle cose molto semplici. Ha detto essenzialmente quelli che sono i vincoli per poter costruire delle opere in Porto Vecchio. I sostenitori del Nuovo Via hanno detto sì, ma insomma quelli sono soltanto dei giudizi intermedi, vedrete che quando arriverà il progetto definitivo queste argomentazioni verranno superate. Allora, il progetto definitivo è arrivato. Secondo noi non è definitivo, nel senso che non è cantierabile. Sono tutta una serie di cose che vanno ancora fatte necessariamente e che non sono state fatte, come dei sondaggi, capire, non è chiaro se si potrà utilizzare l'elicottero, come si usa dire, sulle aree protette, ma indifferente. Ma il giudizio che è stato dato è questo. Quest'opera, per com'è, non è accettabile da un punto di vista di vincoli che vengono in qualche maniera controllati dalla sovrintendenza. Si potrebbe fare una diversa opera, la quale in qualche maniera superi quelli che sono i difetti riconosciuti in quest'opera. E i difetti riconosciuti in quest'opera sono, per quanto attiene al Porto Vecchio, 1, le cabine, le stazioni. Sì. Non si possono fare le stazioni, non quelle stazioni, e neppure altre di quelle dimensioni. Sebbene siano state riviste? Sono state riviste, ma in realtà non sono state riviste. Intendo dire, sono state riviste per alcuni particolari. Qui sapete c'è tutta la vicenda, no, dell'Archistar che è stato coinvolto, sì. I soldi buttati, non si è capito perché e come, ma è differente. Ma dopo si è corretto, no? Dopo si è corretto con delle stazioni meno impattanti per la soprintendenza. No, quelle di Fuchs erano molto futuristiche, sì, molto sì. stravaganti per il contesto del Porto Vecchio. Sono state riviste, no? Però sono state riviste, ma il giudizio della soprintendenza non è che bisogna fare delle stazioni un po' più piccole, un po' meno larghe, con colori un po' diversi. Hanno detto non si fanno le stazioni, perché le stazioni bloccano la vista lungo gli assi principali del Porto Vecchio e hanno giudicato che l'opera non si inserisce ed è contraria a quella che poi dovrebbe essere la pianificazione del Porto Vecchio. Poi hanno detto non si possono mettere i piloni, poi hanno detto non si possono fare gli impianti a fune. Adesso come sarà possibile fare una tratta nel Porto Vecchio? No? Ma al di là di questo, poi si vedrà, insomma i passi sono ancora molti. Dal mio punto di vista mi sembra abbastanza inusuale che
in un'area in cui si immagina, si ipotizza o si spera che arrivino decine di migliaia di persone, ci possa essere un mezzo per lo spostamento di queste persone che ha una stazione all'inizio, una stazione alla fine, una stazione intermedia, e quindi io mi domando, se io dovessi andare un domani a lavorare lì dentro, la stragrande maggioranza delle persone come farà a muoversi? Questo è un primo problema. Secondo problema, molto più banale, si immagina, nei calcoli che sono stati fatti per il progetto, viene fatta una valutazione del numero di persone che potrebbero utilizzare nel tratto basso la Gabinovia, evitando e lasciando la macchina, no? Nei parcheggi di interscambio. Bene, nel progetto si dice che a Bovedo non c'è nessun parcheggio. Viene citato un parcheggio di una certa dimensione di posti macchina, si dice che la sezione di Bovedo occuperà più della metà dell'attuale spazio dove le persone possono mettere la macchina, e si aggiunge che il parcheggio non è previsto in questo appalto. Punto. Okay. Dove metteranno le macchine? Naturalmente sulla stazione principale, quella di ingresso da Trieste, tutta l'area viene in qualche maniera occupata, no? Da una nuova stazione che rispetto al progetto di Fuxas, come si pronuncia? Fuxas. Fuxas, al posto dell'Archistar Fuxas, si è molto allungata, occupando molto più spazio, e quindi questo, intendo dire, qualcuno valuterà naturalmente, però come si riesce a superare quei giudizi negativi dei tecnici, no? Non dico poi di altri giudizi, perché tecnici della Regione si sono già espressi per quanto riguarda la viabilità, dicendo che l'opera non ha un impatto. Si è espressa l'ARPA dicendo che le emissioni evitate sono insignificanti sì. rispetto. Si è espressa sempre l'ARPA per iscritto, formalmente, dicendo che le tanto decantate diminuzioni delle polveri sottili e degli altri inquinanti della macchina sono meno dell'1% di quanto viene emesso dal traffico. E anzi, su questo, se permettete una piccola nota personale che non ha nulla a che fare con la Gabinovia, per giustificare gli impatti positivi, no? Tutti tirati per i capelli naturalmente, dell'opera, si dà molta rilevanza alla riduzione degli inquinanti delle macchine. Mi sto chiedendo se qualcuno dell'amministrazione comunale si è posto il problema di quelle che sono le emissioni inquinanti emesse dalle navi da crociera, qua avremo un altro capitolo, le quali non stazionano come le macchine, no? Che dovrebbero essere evitate nel tratto Officina, ma stanno proprio di fronte al centro di Trieste, e si sa quanto inquinano. Ultima, poi mi taccio, anche perché in realtà molti dei commenti sono riferiti a documenti formali dati dai proponenti o dagli organismi che devono valutare il progetto. L'altra cosa divertente, ne dico ancora due, forse tre. Dobbiamo andare in pubblicità in realtà. Facciamo così, andiamo in pubblicità e ritorniamo tra poco e chiudiamo almeno il discorso. Sì, chiudiamo il discorso su a questo, sentire anche poi cosa ci dice c'è la gente da casa, tra poco. Siamo in diretta con Sveglia Trieste, sono le 9:20 di lunedì 29 gennaio, siamo in studio in compagnia di Sergio Persoglia del Partito Democratico. Abbiamo una telefonata, poi le faccio chiudere l'argomento sulle sue perplessità riguardo i punti contestati sulla Gabinovia. Buongiorno. Pronto? C'è qualcuno in linea? Buongiorno. Niente, prosegua pure. Allora proseguo. Volevo raccontare solo alcune cose che, ripeto, non sono valutazioni del comitato, ma stanno scritte nei documenti che sono presentati, e questo riguarda il numero di parcheggi previsti a Officina, messo in relazione con quello che è la dichiarazione dei veicoli che dovranno sostare a Officina, no? Bene, si dice che ci sarà un certo numero di veicoli, questi veicoli che dovranno parcheggiare si distribuiranno lungo le 9 ore, diciamo, importanti, no? Durante la giornata. Bene, stando a quei numeri,
il parcheggio di Opicina si riempie tutto in un'ora e mezza. Ci si domanda dove andranno le altre macchine, naturalmente, no? Perché nel fare i calcoli della CO2 evitata si dice che ci sarà un movimento, naturalmente, di circa 9 volte il massimo dell'ora della mattina. Bene, in un'ora e mezza, in un'ora e 20, il parcheggio, stando a quei numeri, viene totalmente esaurito. I proponenti dicono che ci sarà un ricambio per stallo dello 0,25, cioè che in pratica una macchina in media nella giornata che ha preso un posto lo lascerà libero dopo 4 ore. No? Questo è il calcolo. Vabbè, questa seconda cosa divertente, appunto, a Bovedo non c'è parcheggio, a Opicina si esaurisce in un'ora e mezza. Altra cosa divertente è che nel calcolo delle emissioni di CO2, in cui si calcola quanto viene risparmiato, bla 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 bla, e si moltiplica questo valore per i giorni di utilizzo della cabinovia, bene, c'è un altro calcolo che dice quanti sono i passeggeri all'anno. Nel calcolo di passeggeri all'anno, invece di valutare 320 giorni come i giorni nell'anno che causa i fermi saranno di esercizio, nel calcolo di passeggeri questo valore va da 320 a 285, riconoscendo naturalmente che l'utilizzo della cabinovia differisce durante le varie parti dell'anno e differisce anche tra i giorni feriali e i giorni festivi. Nel calcolo della CO2 niente di questo viene calcolato. Quindi tutto, diciamo, così, l'impressione mia personale è la seguente. Si è deciso di fare la cabinovia, punto. Si è deciso di fare la cabinovia prima di capire che la cabinovia non era prevista nel piano urbanistico del porto, prima di capire come andava giustificata, prima di capire che l'unico modo per giustificarla era quello di calcolare ipotetiche emissioni, e una prova di questo è che, come in tutti i progetti si valutano le varie opzioni. Ecco, prego chiunque di andarsi a vedere quelle che sono le opzioni che sono state valutate, tutte avevano la cabinovia. Adesso bisognerà rifarlo e si scoprirà come stanno le cose. Ecco. Naturalmente il peccato è un altro, ancora peggio, ed è questo. Posso raccontare una barzelletta? La barzelletta che mi era molto piaciuta era questa. Io leggevo Linus, no? Giovane. Come no, certo. Sapete che c'erano tanti personaggi, c'era BC, eccetera, eccetera. C'era anche un personaggio divertente che era il re di un castello, no? Il quale a un certo momento, in questa striscia, chiama il capitano delle guardie e dice: ma come, hanno sfondato la prima linea, sembra che ci verranno ad invadere, perché non vi siete difesi? No? E il capitano delle guardie dice: beh, sire, devo dire che c'è una molteplicità di cause. Allora lei dice: beh, mi dica una, qual è la principale? Abbiamo finito le armi. No? Ok. Sulla cabinovia vale qualcosa che gli assomiglia, no? Ci sono tanti difetti, tanti punti che leggendo i documenti dei proponenti non si capiscono, sono in contraddizione, eccetera. Ma il vero problema è la cabinovia non serve. La cabinovia non serve. Primo, perché a Trieste non c'è un vero problema di traffico. Due, tra l'altro, è su un asse di finanziamento che ha come scopo quello di spostare il 10% del traffico da privato a pubblico. 3, perché più del 50% degli ipotizzati utilizzatori della cabinovia già usano i mezzi pubblici. E quindi, voglio dire, si dice tra l'altro che una volta messa in atto la cabinovia si rivedranno le linee, perché non servirà più portarle a Trieste, quindi la gente sarà obbligata ad andare sulla cabinovia. Quindi un pochettino, no? Come il capo delle guardie dice a Sire: non abbiamo più le armi, io dico: ma questo progetto serve? Serve spendere tanti soldi in una città che di problemi ne ha tanti per un traffico che viene solo ipotizzato in aumento? Vabbè, questa è una mia riflessione del tutto personale. Le leggo alcune mail. Si parla dei vincoli in Porto Vecchio e quelli riguardanti il bosco Bovedo, molto più importante dal punto di vista ecologico. Nessuno ne parla? No, per Bacco il comitato anzi ha cominciato con affrontare il problema del bosco Bovedo.
io non ho parlato perché la cosa mi sembra talmente lampante, no? Tutti i progetti del PNR devono non infrangere un criterio fondamentale, che è quello di non dicono di non arrecare danno all'ambiente, dicono di non creare i presupposti per un rischio ambientale. Esatto. No? Adesso si può calcolare che gli alberi tagliati o sfrondati saranno 2.000, 3.000, ci saranno tot ettari impattati, ma questo non è importante. Il Bosco Bovedo, che è del tutto particolare, è anche caratterizzato da un'area protetta, no? Ci sono ben 6 piloni che ricadono in quest'area protetta dove per legge non si può edificare, non si possono costruire piste, si possono solo fare interventi di protezione contro diciamo, gli incendi, contro il dissesto idrogeologico. Ecco, il fatto che lì non si possa andare, no, a fare le fondamenta, poi è stato detto metteremo i piloni, poi gli ha detto non basta i piloni, bisogna fare le fondamenta, metteremo le fondamenta, sì, ma quanto profonde? No? Boh, sì, certo. Non hanno potuto fare, no, naturalmente i carotaggi per definirli. Quindi ripeto, il bosco, sì, io ho parlato della tratta bassa che è un'assurdità da un punto di vista trasportistico, ma la tratta alta è un'assurdità dal punto di vista della protezione della natura. Tra l'altro, una cosa che non è stata ancora messa in luce con molta enfasi, i giudizi finora fatti dai tecnici hanno evidenziato che c'è un impatto ambientale, no? Per l'opera nel tratto Bovedo-Picina. Bene, basta questo per dire che il famoso criterio previsto è non superabile su tutti i progetti finanziati dal PNR, non è assolto. Basta questo. Sentiamo una telefonata, che fra un po' vediamo in pubblicità. Buongiorno. Pronto, buongiorno. Prego. Posso parlare? Sì. Posso parlare? Sì. Allora, grazie comunque che ascoltate questa mia telefonata. Io volevo dire una cosa molto semplice e io non riesco a capire perché il sindaco non riesce a capire che quel terreno è fragile, in quanto lui stesso, come sindaco, ha riparato 2 crolli in strada del Friuli sotto il Bosco Bovedo o da quelle parti. Cioè non riesco a capire, hanno speso centinaia di migliaia di euro per 2 interventi in strada del Friuli e questo dimostrava la fragilità del terreno e che lo stesso sindaco di Piazza aveva intervenuto e ha riparato e ha messo a posto anche bene. Non riesco a capire come adesso non si capisce che, non capisce che quell'area in basso e anche in alto è estremamente fragile. Ecco, tutto qua. Grazie a lei. Allora andiamo in pubblicità, sebbene qualche secondo prima delle 9:30, così dopo continuiamo, anche perché ci sono diverse mail, poi andiamo anche a dare risposta alle tante domande che vedo che stanno arrivando, in compagnia sempre di Sergio Persoglia, tra poco. A Trieste, in compagnia di Sergio Persoglia, Partito Democratico, dovremmo avere un'altra telefonata, abbiamo sicuramente delle mail che adesso andremo a leggere. Buongiorno. Buongiorno, Giuseppe qui. Prego, ci dica. Brevemente, non so se avete già toccato il punto, no? Allora, cammino via, sono d'accordo con il vostro ospite che è un progetto che veramente è una cattedrale nel deserto, spendere soldi per niente quando ci sono delle necessità più importanti, tipo mettere a posto le scuole, ok? Secondo, velocità 30 all'ora. Sì. Parliamo di flexing, non so se avete parlato già di questa cosa. No, non abbiamo parlato. Comunque, leggevo una statistica, no? Dove diceva che su 10 persone, se sono colpite da un'auto che va a 30, 9 si salvano. Su 50 all'ora mi sembra la metà, su 70 si salvano 2. Poi questo tema io lo vorrei porre a coloro che sostengono di andare in più di 30 all'ora, certamente in certe aree, non dico dappertutto, ma in città, a Trieste,
sulle rive a 30 all'ora ci starebbe. Perché andiamo a chiedere a quelli che hanno perso il figlio, sono rimasti sulla carrozzella, sono rimasti menomati, andiamo a chiedere a quelli che cosa pensano di questa velocità. Cioè basta un attimo, se noi facciamo un rapporto fisico, io per esempio mi distolgo col telefonino, vado a 50 all'ora, mi distolgo col telefonino perché lo sto guardando, io copro 100 metri in 3 secondi, per cui cerchiamo di ragionare, di usare il buon senso. Poi tutte le varie retoriche politiche, eccetera, questo a me non interessa, è un discorso di senso umano, di educazione civica, di civiltà, in questa era dovremmo veramente ragionare in questa maniera, perché non serve trovarci a morire. Sono morti 500 pedoni stati colpiti quest'anno, cioè l'anno scorso, e ci sono, vedete anche voi, le statistiche, biciclette che vengono prese sotto, sì. Eccetera, eccetera. Per cui questo tema secondo me andrebbe depolicizzato e messo più su una realtà di carattere proprio pratico e di buon senso. Ecco, a voi questo argomento. Okay. Del resto, grazie per la vostra trasmissione che trovo molto interessante. Grazie a lei per il suo intervento. 30 all'ora, apriamo. Scusate, ogni tanto do colpi al tavolo. Apriamo questo argomento. Sì. Secondo quello che anche ha detto il telespettatore, che ha riferito la necessità di creare queste zone per la salvaguardia dei pedoni, sì. Basta poco da un automobilista, dallo stesso pedone, basta poco per creare un incidente che poi certo. Talvolta ha anche, diciamo, esiti irreversibili, come chi ha perso sì. Anche le funzioni di un arto o altro. Cosa ne pensa lei? Penso che chi ha telefonato ha totalmente ragione, ha totalmente ragione. C'è poco da commentare, no? È ovvio che se uno considera quanti metri servono per frenare improvvisamente andando a 50 o 30 e anche quello che può essere l'entità dell'impatto, ha totalmente ragione, ha totalmente ragione. Su questo però mi dà lo spunto per ritornare un po' su alcune cose che sono state scritte dai proponenti della Gabinovia. Perché per trovare una giustificazione di utilizzo, no, del fatto di avere la Gabinovia, ridurre gli automezzi, eccetera, nei documenti presentati nel progetto preliminare c'è tutta una parte che riguarda l'incidentalità e la scorrevolezza. Cioè si dice che dal momento che verranno tolti alcune macchine, ci sono molti archi stradali. Io ho fatto la mia tesi di laurea in ingegneria sul traffico e sugli archi stradali, i quali ne beneficeranno perché avendo meno macchine ci sarà più scorrevolezza. No? Bene. Passare a 30 km significa aumentare la scorrevolezza, molto di più di quello che può essere togliere un certo numero di macchine. Seconda cosa, nel progetto preliminare della Gabinovia si punta molto sul fatto, sempre togliendo le macchine, ci sarà una forte diminuzione dell'incidentalità. Dopodiché si fa una valutazione modellistica, no? Con delle formule, bla 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 bla, e si dice che l'incidentalità, l'effetto maggiore della diminuzione di incidenti ci sarà sul viale Miramare, come uno immaginava, no? Dove c'è il sottopasso, e ci sarà una diminuzione della probabilità di incidentalità del 10%. Ecco. Questa è una delle argomentazioni forti per giustificare un finanziamento di decine di milioni. Si passi da 50 a 30 e si diminuiranno gli incidenti. Tra l'altro gli incidenti, quelli purtroppo che pesano sulle famiglie, sulla storia personale delle persone, sono quelli che poi producono delle morti, no? E quindi sono totalmente d'accordo, Questa è una delle cose che varrebbe la pena fare, come quella delle scuole, no? Io ricordo quando ero giovane all'Oberdan la prima occupazione che facemmo allora era perché la scuola magistrale cadeva al soffitto, no? Ecco. Non so quanti anni sono passati, tanti, più di 50, 60 forse. No, la situazione delle scuole è la stessa, no? Abbiamo dei buchi neri, quelli che vengono chiamati buchi neri di Trieste, cioè delle aree dismesse, delle aree che non vengono utilizzate, che potrebbero essere utilizzate per fare anche dei distretti scolastici. Servono soldi. È deprimente che quando poi finalmente i soldi
potenzialmente arrivano, uno proponga una cosa che stava nella mente di un ingegnere. Ecco, Ok. Questo è Trieste. Le leggo un paio di mail e andiamo subito alla telefonata. Una mail dice: ascoltavo con piacere l'equilibrio dell'ospite, peccato sia inciampato sulle navi da crociera, non prendendo in considerazione l'elettrificazione dei moli già appaltati dall'autorità portuale. Peccato, scrive Fabio. Posso rispondere? Deve. Insomma. No, Fabio ha ragione, ma non è che mi dà torto, mi dà ragione. È ovvio che l'elettrificazione delle banchine di porto appaltate è assolutissimamente indispensabile e quando finalmente avremo questa, tra l'altro estesa anche sul fronte mare di Trieste, si sarà risolto un problema. Ma l'elettrificazione serve per l'appunto perché le navi naturalmente devono continuare, no, ad essere tenute attive e producono un forte inquinamento. La pensiamo esattamente nello stesso modo, non sono inciampato. Occorre fare l'elettrificazione. Tra l'altro il Comune ha anche emanato un documento progettuale che si chiama PAESC, che riguarda i metodi con cui il Comune intende ridurre le emissioni nel 2035, adesso non ricordo, mi sembra il 2030, e lì c'è scritto che l'effetto anche di riduzione, non degli inquinanti, ma anche delle emissioni delle CO2 che verrà con l'elettrificazione del porto, sarà di circa 10 volte maggiore del risparmio di CO2 che viene acclamato per quanto riguarda la cabinovia. Quindi non siamo in contraddizione, sono totalmente d'accordo con il commento di chi ha scritto. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno, mi sentite? Prego. Buongiorno, saluto la redazione di Tele4, gentile ospite e tutti i telespettatori di Tele4. Prego. Allora, un piccolo appunto, allora si va di, l'elettrificazione del molo per le navi da crociera, perché giustamente tutti sanno, credo, la maggior parte che si sono interessati sanno che inquinano fortemente, però un problema che ancora non si è risolto, dove si andrà a prendere l'elettricità per fornire le navi, perché lì hanno dei consumi mostruosi e se la prendiamo dal generatore di corrente della nostra era, che è dell'inceneritore, lì praticamente avremo una sottrazione di elettricità verso noi triestini, con una conseguenza aumento delle bollette, primo, e mi si contesta questo perché comunque. Secondo, stiamo parlando di traffico a 30 km all'ora, di incidenti, eccetera, eccetera. Allora, mi rifaccio, quello che ha detto la Massolino nell'ultima trasmissione di Sveglia Trieste, in cui, ha detto che gli incidenti mortali con feriti gravi a Trieste sono aumentati del 76% e via discorrendo. Allora, ho trovato un documento della CSM in cui dice tranquillamente che mandare le macchine a 30 km all'ora inquina di più di 50. Però quel 96%, la Massolino, mi dispiace parlare di lei, però lei ha fornito i dati, io sono andato all'ufficio sono andato sul sito dell'Istat e ho cercato tutti i dati là, no? Praticamente gli incidenti mortali o con feriti gravi a Trieste, calcolando che Trieste ha anche circa grosso modo andiamo verso 1 milione di turisti all'anno, turisti all'anno di 1 milione di persone che camminano, Trieste tecnicamente in un anno avrebbe 1.150.000 abitanti, di cui 150.000 del posto e 1 milione di transito, anche quello fa statistica. Bene, sinceramente tutta questa città pericolosa è vero che sono aumentati del 96%, però è anche vero, questi sono fonti Istat, che gli incidenti mortali o con feriti sono passati da 4 a 12. Che vuol dire 12, vuol dire 3 macchine, grosso modo. Poi c'è un comunicato stampa da parte dell'Istat, non è che lo dico io, basta che uno si prenda il tempo, come l'ho fatto io, e se lo vada a cercare e verificare quello che voi politici parlate per TV. C'è stato un comunicato stampa in cui dice che la pericolosità del traffico in Italia è scesa del 10%, scesa, non aumentata. Poi se noi andiamo a vedere i dati, sì, c'è una certa 800, mi sembra 800 feriti, però di lieve
entità. Pertanto la considerazione è questa, cioè voi diciamo politici, e adesso dico tutti e due, sia di destra che di sinistra, diciamo voi giocate su due fattori, la paura e la povertà, perché sinceramente venire per TV e raccontarmi tutta questa paura della città pericolosa, perché sembrerebbe che il traffico sia traffico selvaggio, e poi si vanno a vedere i dati, sono dati assolutamente in linea, anzi sono in discesa, lo trovo terribilmente sconcio. Grazie, buongiorno. Persoglia. Allora, chi ha parlato adesso naturalmente si rifaceva delle affermazioni fatte in un'altra trasmissione, quindi diciamo posso commentare solamente in questo modo. Quando le macchine viaggiano più lentamente emettono meno CO2. Non c'è un'enorme differenza, ma non è vero che andando più piano si emette di più CO2. Prima cosa. Secondo, c'è stato un articolo sul Corriere di credo una settimana fa che mostrava quelle che sono le città che sono affette da maggiori problemi del traffico, e Trieste non lo era in fondo alla graduatoria. Quindi a Trieste non c'è un gran problema di traffico, non c'è un problema di traffico né che giustifichi la cabinovia né che giustifichi necessariamente altri tipi di intervento. 30 km all'ora le macchine consumano meno che andando a 50, e se c'è un incidente, sono d'accordo con il precedente ascoltatore che ha detto è chiaro che l'impatto è minore. Quindi dal mio punto di vista credo che per quanto riguarda il traffico si può incidere sul traffico in tanti modi. Quello di 30 km/h è uno dei modi, tutto qua. Io personalmente sono favorevole, anche se mi rendo conto che in certi tratti imporre dei limiti che non verranno mai rispettati, quindi si tratterebbe di fare un'opera chirurgica in qualche maniera. Leggo altre mail, ascolto con grande attenzione la trasmissione, posso dire sì, la cabinovia serve a me, a noi piacerebbe non dover prendere innumerevoli autobus per raggiungere il Carso, anziani, disabili, persone che non hanno l'automobile, perché tanta accredine, si chiede una telespettatrice che è a favore della cabinovia. Altra mail dice: buongiorno, prendo per buono quanto dice il vostro ospite sulla cabinovia e sempre nell'ottica della tutela del ciglione carsico. A questo punto, visto il no alla cabinovia, non sarebbe il caso di abbattere tutte le abitazioni e la linea ferroviaria che esistono sul ciglione carsico? Oppure la tutela dell'ambiente è importante a giorni e argomenti alterni? Detto questo, spero che la cabinovia non si faccia e che anzi magari facciano qualcosa di simile a Capodistria. Così come sempre vedremo gli altri evolvere, migliorare e Trieste restare sempre più vecchia e vittima del non si può, scrive Luca, che guarda anche a quelle che sono le edificazioni fondamentalmente sulla zona interessata dal passaggio. Un'altra mail invece ripete quanto detto un attimo fa. Un'altra è: buongiorno, oh no, ho sbagliato, scusate, quella di prima. Finalmente un intervento sensato, purtroppo però Nemo profeta in patria, scrive Anna. Altra mail: per scongiurare la nascita della cabinovia, perché non presentate un'altra soluzione, ossia un piano PD con tanto di progetto, calcoli, proiezioni? Io vorrei tanto vedere una littorina che parte da Lausonia e arriva a Miramare, su e giù lungo la costa, passando per Portovecchio, anche per rievocare i vecchi tram numero 6 e 9, scrive Renata. Okay. L'idea del tram. Posso commentare Prego. Adesso forse non ricordo giustamente l'ordine con cui sono arrivati. Allora, una serie di commenti. Il comitato Nuovo Via fin dall'inizio ha detto non ha senso fare questo progetto, utilizziamo in maniera diversa quelli che sono i fondi disponibili, e ha proposto una serie di cose. Per esempio ha proposto, è ovvio, la stessa sovrintendenza ha detto per quanto attiene la tratta interna al Portovecchio, no? Un'alternativa con tram su rotaia sarebbe molto più in linea con tutto quello che è stata la storia del luogo, no? Questo bisogna ricordare, i luoghi non vanno snaturati, questo è il primo commento. Il comitato Nuovo Via in qualche maniera aveva proposto, se ben ricordo, di una linea tram che collegasse il Portovecchio con la vecchia stazione ferroviaria dall'altra parte delle rive, come primo tratto di una grande viabilità nuova che potrebbe poi estendersi fino a Capodistria. Quindi i progetti sono stati fatti.
Però fin dall'inizio, e non sto parlando del 2003, sto parlando del 2022, il Comune ha detto no, non si cambia, non si può cambiare. I fondi stanno solo per la cabinovia, fine. O così o li perdiamo. Tra l'altro, io ho detto prima che sono preoccupato per la perdita di fondi, no? Se questo progetto non avrà ad andare avanti, ma in realtà sono molto molto più preoccupato in quelli che sarà il costo per la cittadinanza di Trieste se il progetto verrà realizzato, perché basta rivedersi i calcoli, no? Sono stati proprio recentemente ripresentati. Il punto di pareggio tra costi e ricavi si ha con un numero di passeggeri, non di passeggeri, un numero di transiti all'anno di 3 milioni, che è totalmente folle. Ho qui tutti i dati che dimostra quanti sono i passeggeri nelle altre cabinovie cittadine. Quindi, che sono? Diciamo... Nell'ordine di? La cabinovia di Trieste con 3 milioni ha un rapporto con la cittadinanza di 11 e la cabinovia cittadina, che è quella di Obresto, La Pazza, adesso non ricordo, ha un rapporto di 3,5. Quindi voglio dire che si immagina che rispetto alla popolazione a Trieste sia addirittura 4 volte il massimo di rapporti delle 12 cabinovie cittadine di cui c'erano i dati e che il comitato ha potuto analizzare, quindi anche da questo punto di vista. Qual era l'altro commento che era stato fatto? Dunque, uno riguardava la proposta alternativa, tram, eccetera. Un'altra ancora diceva invece, un attimo che devo recuperarla, che era favorevole perché così potrebbe raggiungere il Carso. Sì. Questa è l'altra cosa che volevo dire. Sì. Chiaramente anch'io ho parlato con delle persone che mi hanno detto: ma tu vai a sciare, guarda che belle che sono le cabinovie, no? che portano su. È ovvio, no? Possono anche essere belle. Però c'è da ricordare alcune cose. Uno, che i fondi non sono per creare qualcosa di turistico, ma sono per spostare il 10% del traffico da privato a pubblico. Sì. E da questo punto di vista il contributo non è del 10% ma è insignificante. È del 10% rispetto solamente all'aumento previsto per il tratto Picina, quindi è un arrampicarsi sugli specchi. Secondo, è chiaro che andare in Carso è utile, in realtà anche per la salute, non solo andare in Carso è utile, ma sarebbe anche utile ridurre le macchine sviluppando finalmente il cosiddetto piano biciplan. Nei documenti formali del Comune si dice che il numero di macchine che verrebbe tolte dalla circolazione dando realizzazione al piano biciplan che esiste rispetto alla cabinovia, produce una diminuzione delle macchine 5 volte quelle che verranno tolte dalla circolazione con l'ovovia. Quindi, ripeto, 2 cose volevo dire. Uno, che queste non sono argomentazioni del comitato inventate, sono una lettura dei documenti formali del proponente o dei giudizi già dati dagli organismi tecnici della Regione. Primo commento. Secondo commento, no? Visto che poi anch'io sono stato citato all'inizio come PD, no? E molti degli ascoltatori hanno detto voi politici, no? Ecco, io non sono un politico, io non faccio politica. Mi sono detto disponibile a organizzare il forum Ambiente e Scienza del PD, a cui partecipano in qualche maniera le persone che hanno un interesse per l'ambiente e tecnici, no? Molti che vengono dall'università. Il commento, 2 commenti. Uno, non occorre essere iscritti al PD per partecipare al forum, e anzi lo dico volentieri perché so che ci sono molte persone competenti che vorrebbero spendersi, no, per la città, quindi non occorre essere iscritti al PD. Secondo, noi l'abbiamo chiamato ambiente / scienza perché dal nostro punto di vista affrontare le problematiche ambientali deve essere fatto con un metodo scientifico, cioè basandosi sui dati. Ecco. Da questo punto di vista un commento fortemente negativo a molti esponenti, diciamo, dell'attuale amministrazione che sono a favore, no, della realizzazione dell'opera, è che spesso a molti commenti tecnici che vengono fatti dai sedicenti ingegneri dell'ultima ora, che non lo sono ma sono esperti, a questi si risponde sempre con sufficienza, senza mai portare controdeduzioni tecniche, no?
dicendo addirittura sì, i comitati del ministero, ma sapete, lì ci sono anche dei comunisti, no? Come il rettore dell'università, che è un noto uomo di sinistra, no? Il nome non lo ricordo. Ecco, questo non è un modo per controargomentare. Bisogna argomentare con i dati che noi critichiamo sono tutti i dati dei proponenti o degli esperti. Ok, andiamo a sentire una telefonata, buongiorno. Sono mia il telefono? Sì signora, prego. Allora volevo dare una mia testimonianza per la povera Liliana, posso fare questo? Va bene. Sì, va bene. Sì, ecco, allora la mia, diciamo, versione iniziale. L'errore secondo me che è stato fatto quando questo suo amico, questa cara persona indifferente, ha ricevuto la telefonata di Liliana che insomma non arriva presto, no? Secondo me questa Liliana era già morta e questa telefonata era una registrazione e mi meraviglio che da questo punto noi abbiamo iniziato il percorso. Mi dispiace, non voglio fare la professoressa, allora Lori si è interessato tutto il giorno dove che lei era, invece secondo me la telefonata era già registrata. La mia versione è stata accolta. Sì, abbiamo capito, sì. L'ha capito, compreso, sì. Sì, abbiamo capito. Okay. Cioè, allora torno a ripetere, bravissime queste persone, questi criminali, ancora questa osservazione voglio dirvi. Allora queste persone, può essere magari anche analfabete per modo di dire, no? Però ha la possibilità e la capacità, che nella storia ne dà questi indirizzi, di poter addirittura queste grandi personalità, questi scienziati o come che queste persone, questi criminologi, addirittura i messi loro in croce. Allora la conclusione, torno a ripetere, secondo me la Liliana era già morta e da questo inizio loro doveva, invece è stato bravissimi a sviare le indagini. Comunque vi ringrazio e mi spero che questa povera Liliana almeno, ecco questo. Grazie e arrivederci. Grazie. Mi spero di avermi spiegato bene, chissà. Sì, no, abbiamo capito il suo punto di vista, ci mancherebbe. Io non ho colto da quale base lei ha pensato a questa ipotesi, ma non fa niente. Nulla c'entra con ciò di cui parlavamo prima, evidentemente la signora non aveva piacere di condividerlo al netto che parlavamo di tutto altro. Ma, insomma, ma in realtà credo che questa sia una caratteristica molto importante di Sveglia Trieste, no? In realtà anche se i vari ospiti magari hanno delle competenze specifiche, sentire quello che bolle in pentola, no? A Trieste, le opinioni che circolano sono importanti. Certamente per quanto riguarda il caso, no, di questo omicidio, che io non ho seguito, no, se non sulla stampa, mi sembra di capire che gli interrogativi aperti sono ancora, o le stranezze sono ancora tanti, quindi va bene che si continui a indagare per cercare di capire tutti gli elementi che possono far luce. Le leggo un'altra mail. Tanto tempo fa si parlava in maniera molto entusiasta della possibilità di realizzare una specie di rete metropolitana, sfruttando anche in parte opere già esistenti non sfruttate a dovere. Si tratta dell'architetto Barduzzi, tristemente deceduta. Addirittura era stata definita il nome e il dépliant planimetrico delle stazioni. Mi pare quella idea una bella idea che sarebbe stata molto utile alla cittadinanza. Volevo qualche commento in merito, se fosse possibile anche riesumare tale progetto, ci chiede Gino. Mi fa piacere che questa persona ricordi l'ingegner Barduzzi, che purtroppo è venuta a mancare molto presto. Io l'avevo conosciuta ed era una persona senz'altro molto brillante. Che dire, evidentemente ogni città in funzione delle proprie caratteristiche può risolvere il problema del traffico in un modo o nell'altro. L'unica cosa che mi sento di dire è questo: di fronte al progetto alternativo proposto dal Comitato Novovia, no, che prevedeva in qualche maniera di andare su rotaia, no, dal Porto Vecchio alla vecchia stazione dei treni, molta gente ha detto no, mai, assolutamente no. Ecco, io quando ancora lavoravo all'OGS, no, mi capitava spesso per questo network di viaggiare in parecchi posti per visitare gli altri membri
e in moltissime città ho visto le cosiddette metropolitane leggere, che sono molto carine, che viaggiano, che non inquinano, sono elettrificate, e quindi diciamo, io non conosco il progetto dell'ingegner Barduzzi, ma insomma potrebbe essere un qualche cosa senz'altro da verificare. Insomma. Sentiamo ancora una telefonata, probabilmente l'ultima di questa mattina. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Sì, posso parlare? Sì, ci dica. Buongiorno, grazie all'ingegner Persoglia che è molto esauriente nelle sue spiegazioni. Ha ragione lui. Allora, io abito 50 anni in Comescina, che sarebbe questo pezzo del monte che sovrasta proprio il Faro della Vittoria. Sì. Abito qua su da 50 anni. Sono un'attenta osservatrice, anche se non sono geologa o ingegnere, sono un'attenta osservatrice del territorio. Sì. Intanto nessuno mai dice che qui c'è tutto un flish e il monte è pieno di vene di acqua che corrono. Poi c'è un'altra cosa, nessuno ha mai detto che l'ingegner Battigelli, che fece i calcoli nel 1927-28 per la costruzione del faro, mise 30% in più di cemento armato perché il faro non facesse col suo peso fastidio alla collina. Questo lo sanno quelli che vogliono fare l'orvovia. A me non dà fastidio perché il bosco boveto è dall'altra parte, ma non è giusto distruggere la natura in questa maniera. Okay. Ma come si fa a fare i piloni sul flish che l'Austria da qui neanche non costruiva? Sì. Nel piccolo borghetto che sto io, che si chiama Comescina, sotto Testenico, tutte le casette piccole che hanno 200 anni erano tutte piccole e poche. Okay. Va bene, dobbiamo smettere di cementificare il mondo, basta. Signora, grazie, devo salutarla perché siamo praticamente in fascia di chiusura. Un commento di 20 secondi. L'ingegnere che si era occupato del faro aveva ragione, tutti sanno che quella non è una zona stabile, di più, adesso abbiamo anche degli strumenti molto raffinati, per esempio vedere come si muove il terreno attraverso i satelliti, no? Con una tecnica che si chiama interferometria radar. Bene, si è visto che quella zona si muove, sta andando giù, non sta andando giù metri all'anno, ma si muove. È ovvio che tutto può essere risolto, ma il vero problema è quale sarà anche l'impatto visivo, no? Di immaginare di far partire la Gabino Via con una parte il deposito a Bovedo, no? Con dei terrapieni enormi, basta vedere il progetto, e dall'altra parte un enorme muraglione di contenimento. Quindi questo è solo uno dei problemi, ma la signora ha totalmente ragione. Spesso chi vive sui posti sa i problemi molto meglio di chi se li immagina guardando le cartografie. Grazie a Sergio Persoglia per essere stato con noi, arrivederci, buona giornata e buon lavoro. Ok, grazie a voi. Grazie a tutti, arrivederci, buona giornata.